Niente, io ho il piacere di accogliere qui da noi oggi, nella Magna, qui a Padova, al centro di formazione di Padova, la scuola di formazione professionale di Padova, appunto stavamo chiacchierando prima, Marco Tomasi. Marco Tomasi si presenterà da solo, però devo dire che è per me un onore averlo qua, perché rappresenta, per quanto riguarda il settore della ristorazione, ma in generale l'italianità, quanto di meglio abbiamo. Non lo dico per così, per piaceria, ma lo dico perché è vero, abbiamo niente poco di meno che un campione del mondo. Giovane, capace, competente, che ha voglia di fare, investire nel futuro. E l'obiettivo di oggi, come avevamo pensato con Roberta Callegaro, che è qui a fianco a me, era proprio quello di farvi dialogare. Parlo anche per tutti gli altri ragazzi che sono collegati, ricordo, sono 10 sedi su 13 e più di 250 studenti, con circa 15 formatori nei settori tecnico-laboratoriale, ma anche altri docenti che insegnano all'interno dei corsi. Quindi abbiamo collegati 250 studenti dei secondi anni, ma soprattutto dei terzi e dei quarti anni. Quindi l'obiettivo di oggi è, come tutti gli eventi di Enite Lab, di avvicinare gli studenti al mondo delle professioni, con testimonianze dirette. Oggi avremo non solo una testimonianza di dialogo che ci racconterà cosa vuol dire essere cuoco, fare il cuoco, cosa vuol dire studiare per diventarlo, cosa vuol dire partecipare alle attività, anche alle gare, cioè quindi alla nazionale, a saper lavorare in team. Ma poi lo vedremo anche all'opera, qui a fianco a me, dove abbiamo allestito una postazione e ci preparerà una cosa che adesso non spoilerò, noi lo sappiamo, ma un po' di sorpresa, di suspense ci deve essere. Allora, io ti lascerei la parola a Roberta proprio per anche far capire l'importanza di questi momenti, ma anche in chiave di orientamento alla professione, giusto per focalizzare quello che speriamo poi vi portiate a casa da queste 2 orette che passeremo insieme a Marco Tomasi. Prima di farlo, scusami Roberta, vorrei ti presentassi, Marco, per cui... buongiorno di nuovo a tutti. Soprattutto per coloro che ci seguono da lontano. E come ho detto prima, sembro molto giovane, sono un vostro coetaneo, in verità lo sono. Ho 10 anni più di voi, circa 27 anni. E come appunto abbiamo detto prima, spero che questa occasione la vogliate cogliere nel migliore dei modi, perché spero di trasmettere a voi il percorso che vi aspetta da adesso nei prossimi 10 anni. E in questo periodo di Covid, come abbiamo visto, questo è un appuntamento che dobbiamo svolgere ancora un anno fa, e per varie problematiche è stato passato ad oggi. E quindi questa cosa ci insegna che è importante non sprecare tempo, ok? E cogliere qualsiasi occasione, momento, come può essere questo qua. E quindi spero proprio che vi possa essere d'aiuto, spero anche di esempio, e qualsiasi curiosità, perplessità, domanda, non c'è nessun problema, sono qua apposta per questo. E speriamo che siano 2 ore nelle quali vi possiate comunque divertire, interessare. E sono anche molto contento, onorato di essere qua, grazie mille per la presentazione. E quando volete posso partire con la... Prendo un attimo la parola. Tempo da vivere bene, dice Marco. Io dico tempo dell'orientamento. Perché siamo qua con tutte le nostre scuole, avete sentito, più di 13 presenti? Beh, innanzitutto perché ENAREP è una grande scuola di formazione professionale. Voi avete scelto di formarvi in una scuola che vi dà molte opportunità. Questa è un'opportunità, è l'opportunità per cominciare l'orientamento. E voi direte, ma noi ci siamo già orientati in terza media, ma il tempo dell'orientamento non finisce mai. Adesso voi dovete
pensare il tempo dell'orientamento che vi porterà agli esami e dopo gli esami come orientarvi alla professione, cogliendo, come vi ha già anticipato Marco, gli aspetti essenziali, quasi carpentoli, per essere più competitivi. Perché competitivi? Perché al termine dell'esame ci saranno moltissimi studenti che si sono formati come voi, ma voi di ENAIP dovete distinguervi, dovete avere quella forza in più di conoscenze e di competenze che vi permette di vincere la concorrenza. Una concorrenza che con la pandemia chiederà persone sempre più preparate, più istintive, più competenti. Allora, ENAIP Lab, come diceva Dal Piano, che è il nostro direttore della comunicazione, sono delle iniziative che noi progettiamo per gli studenti per avvicinarli sempre di più al mercato del lavoro. E questa iniziativa abbiamo coinvolto la FIC. Sapete chi è la FIC? Qualcuno di voi forse lo sa già, perché ha partecipato anche a dei concorsi. La FIC è la Federazione Italiana Cuochi. Quindi il secondo obiettivo che siete qui è per cominciare ad attivare il networking. Che cos'è il networking? Costruire delle relazioni, farle conoscere, capire quali sono le associazioni per le quali voi potreste appoggiarvi, nelle quali voi potreste anche continuare ad aggiornarvi con delle riviste, appoggiandovi alla vostra scuola, l'ENAIP Veneto. Il terzo motivo per cui siete qui è quello di cogliere anche dei segreti di un percorso professionale di uno chef giovane che è già campione olimpionico, ve lo dirò dopo, importante, dal quale ricavare tutti quegli aspetti che in parte sono già stati scoperti da voi tramite le nostre scuole, ma che sicuramente ha qualche altro piccolo talento nel cassetto da costruire, da sviluppare, da far emergere. E quindi viviamoci intensamente questo tempo di oggi, che è un tempo dal quale ciascuno di voi deve portarsi a casa un piccolo tesoro, un piccolo valore aggiunto che mettete nello zainetto del vostro curriculum. Anche questo evento lo scriverete nel vostro curriculum, perché è un evento ENAIP Lab, per voi in presenza, è un laboratorio formativo, per tutti i nostri studenti che sono collegati online è un webinar formativo. Quindi buon lavoro, buon ascolto, buon divertimento e importante raccogliere le cose essenziali adatte a voi. Bene, e grazie, vi accogliamo con un applauso. Grazie. Allora, Roberta ha toccato alcuni elementi importanti. Dopo vi diremo cos'è la Federazione Italiana Cuochi, qualche anticipazione, perché avremo probabilmente anche la sorpresa che ci hanno detto stamattina del collegamento del Presidente nazionale. Noi fa piacere questo, però se intanto vuoi sì, accennare qualcosa, dopo in maniera più approfondita magari ci sarà la presentazione del Presidente che ci teneva a dire due parole per quanto riguarda questa cosa. E se c'è da intervenire, lo dico fin da subito, come i colleghi possono farlo via chat, alzate la mano naturalmente, poi cercheremo anche di raccogliere delle domande in modo da poterle porre a Marco che è disponibile appunto a questo. Prego. Sì, ci tenevo appunto a parlare anche della federazione, perché al di là della mia persona, comunque faccio parte della Federazione Italiana Cuochi. Nello specifico sono all'interno della squadra nazionale, quindi della Nazionale Italiana Cuochi, e quindi per me è anche un po' un obbligo morale, soprattutto per i giovani, venire a parlare nelle scuole, fare i corsi di cucina e comunque istruire le nuove leve di questo mondo. La federazione non è altro che una grande famiglia che racchiude tutta Italia, quindi abbiamo vari compartimenti che partono dalla regione, come appunto il presidente Walter Crema che è il presidente regionale, e dopo ogni associazione si riferisce alla propria provincia, quindi c'è l'associazione Cuochi di Padova, di Vicenza, di Venezia. E è una grande famiglia perché è innanzitutto un gruppo di colleghi dove si possono fare nuove amicizie,
ci si possono scambiare varie idee, si possono offrire posti di lavoro e magari all'interno del proprio gruppo c'è una persona che ha fatto una determinata esperienza all'estero che magari ti interessa, quindi anche lì c'hai quei riscontri e c'è delle persone che ti possono dare una mano anche per raggiungere i tuoi obiettivi o fare delle esperienze nuove. E la federazione italiana è attiva, come ho detto, a tutto il livello nazionale, con corsi di formazione, ma soprattutto con aggiornamenti e con inserimenti appunto nei luoghi di lavoro. Io faccio parte della nazionale, come può sembrare, nazionale si pensa a gare, però non è solo gare, nazionale italiana quoti, e significa, la nazionale è divisa in 3 settori. C'è il settore degli eventi, quindi quando magari c'è qualche evento particolare, come in questo caso Sanremo, c'è la Federazione Italiana Quoti con il compartimento delle Lady Chef che stanno organizzando i buffet per l'evento di Sanremo. Ma dopo ci sono anche vari eventi, come ad esempio qualche anno fa c'è stato il disastro alla Matrice. Allora lì la nazionale insieme a un comportamento della federazione sono andati in rappresentanza per fare queste cene simboliche, questi pranzi simbolici per raccogliere fondi e aiutare la popolazione. Dopo un altro comportamento molto importante è quello della formazione, ovvero sono dei cuochi che fanno parte della nazionale, quindi gente di un certo spessore con determinate esperienze, che vanno appunto all'interno delle scuole a raccontare la figura del cuoco, un po' quello che sto facendo io oggi, e vanno anche a fare dei corsi di cucina improntati anche sul mondo delle competizioni. Il mondo delle competizioni non è tanto diverso dalla vita quotidiana del lavoro, perché al di là delle preparazioni che vengono fatte, che magari possono essere un po' differenti da quello che si prepara solitamente in ristorante, ma ti insegnano un metodo di lavoro e ti insegnano anche a usare molto la testa quando andiamo a fare determinate preparazioni, insomma è anche l'organizzazione della persona. E puntano anche molto appunto sull'igiene, che è anche molto importante. Dopo comunque quando andremo a parlare di Olimpiadi vi spiegherò un po' meglio nel dettaglio. E io faccio parte del mondo delle competizioni. Quindi siamo quella parte del team che va a rappresentare l'Italia in giro per il mondo nelle varie competizioni e eventi internazionali. E anche qua siamo divisi in 2 team, nel team senior e nel team junior. E 2 anni fa abbiamo svolto queste Olimpiadi di cucina, nei quali la cosa più bella era che è stato il team più giovane che ha affrontato le competizioni nel senior, perché la media di età era sui 26-27 anni. E questo è stato anche un bel traguardo per noi come squadra, perché i giovani, come posso essere io, come potete essere voi, sono le nuove leve e sono le persone sulle quali bisogna veramente puntare per migliorarsi e andare avanti. Scusa, quindi le parole chiave che io ho colto e che da fissare, io ogni tanto interverrò per farmi fissare. Allora, primo, opportunità, giovani, futuro, perché questo, una federazione che ha molto a cuore questo, che investe nelle competizioni, ok? C'è una sezione anche femminile, guardo soprattutto le ragazze qui presenti. Avevamo a Conegliano una vostra lady chef, la Mirka, che forse hai avuto modo di, e adesso pensate, non svelo l'età, comunque è ben oltre, è ancora attivissima, ok? Quindi anche per le ragazze un'opportunità. Altra cosa, e dopo ci dirà meglio, volevo sottolineare che anche i nostri ragazzi partecipano naturalmente non a competizioni di quella levatura, però più di qualche sede partecipa ad eventi sia organizzati dalle varie unioni, quindi dalla federazione, sia anche da alcune aziende. E l'ultimo nostro campioncino è Lorenzo di Rovigo, che ha vinto recentemente un premio interessante. Ma qui a Padova abbiamo presente, se vuoi alzarti, abbiamo presente
la campionessa del Combi Guru che ha vinto a livello veneto le finali e poi è andata a formarsi a Roma, giusto vicino a Roma, come premio. E Manu Lorenzo, Esatto. nella sua classe, quest'anno non si vede perché ci sei giusto davanti. Ecco qua. E così ti vedono meglio, perché la telecamera è questa, io ero davanti. Quindi abbiamo qualche ragazzo o ragazza che sta muovendo i primi passi, e come ti sei trovata, giusto per capire questa competizione che abbiamo visto con il professor Sareto molto impegnata. Sì. È stato un po' difficile perché è un'altra realtà che ho avuto il diritto di provare. Sì, è stata un'esperienza molto bella che non dimenticherò mai. Ecco, quindi abbiamo qualche giovane che potrebbe, nel vivaio, come si dice in gergo calcistico, grazie. Sai. Sì, le competizioni, io sono un amante delle competizioni perché sono sempre stata una persona che ama mettersi in gioco. E diciamo che è un vero banco di prova perché metti tutto te stesso per questa gara. Qualsiasi evento che sia, ne ho fatte tantissime. Adesso a marzo ci sono i campionati della cucina italiana organizzati a Rimini. E lì è bello perché sei solo tu dentro quel mini box. Entrano in gioco tante cose, emozioni, paure, ansie. E soprattutto le prime volte entra anche in gioco il fatto che magari non si è totalmente esperti e padroni degli elementi che andiamo a trattare e delle operazioni che andiamo a fare. Però è una cosa che, sai, sicuramente all'inizio arriveranno tante delusioni, però è proprio quello che ti deve spingere a continuare a dare il massimo e a trovare, tra virgolette, successo, no? Essere fiero del lavoro che hai fatto. Sicuramente è una cosa che ha bisogno di tanta esperienza, però anche queste piccole cose, anche queste delusioni, se magari una gara può andare male, è sicuramente una cosa da cogliere che ti fortifica, quello sicuramente. Ecco, tu sei un po' figlio d'arte, giusto? Sì. Perché hai avuto in famiglia chi ti ha un po' accompagnato in questo, ma ci vuoi parlare un po' come ti è nata la passione? Perché delle volte non basta avere, come dire, qualcuno che in famiglia ti sproni. Sì, quindi anche parlarci un po' del tuo percorso di studi e professionale. Ho questa fortuna di avere il padre e il nonno che sono tutti e due entrambi dei cuochi e sinceramente la passione della cucina secondo me è nata da qualche anno a questa parte, nel senso non che prima non mi piaceva quello che facevo, però è una cosa che si è evoluta poi nel tempo. E io ho fatto la mia prima esperienza prima di iscrivermi alla scuola alberghiera in gastronomia da mio padre ed è stato, come penso voi, i primi stage, a volte alcune può essere stato magari un po' traumatico, un po' noioso, che brutto lavoro, non so voglia di farlo. Io ero estate della terza media, quindi ero proprio un ragazzino, e mi ricordo le prime settimane andavo la mattina a lavorare e passavo le mattinate a trittare prezzemolo, tagliare peperoni, tagliare cipolle, tagliare carote e mi era venuto tra virgolette il vomito un po' di questo lavoro, era proprio nauseante. Dopo le prime 2 settimane fatte così nelle retrovie, nella preparazione delle verdure, e ovviamente avevo aumentato anche la mia manualità, quindi finivo prima i lavori, sono entrato all'interno della cucina e lì mi si è aperto un mondo, era come un sogno per me perché ho raggiunto il traguardo di finire i miei lavori in tempo per poter entrare in cucina, no? E allora da lì mi è nato un po' l'entusiasmo per questo lavoro. E dopo mi sono iscritto alla scuola alberghiera, io vengo da Vicenza, mi sono iscritto alla scuola alberghiera di Castelfranco Veneto, nonostante ho una miriade di scuole limitrofe, ma soprattutto perché mi piaceva l'idea di dover andare lontano e di diventare, tra virgolette, un po' più indipendente, avere questa mia piccola libertà, no? La scuola è stata una scelta mia e volevo che fosse completamente mia. E ho frequentato quindi i 5 anni dell'alberghiero, 5 anni molto intensi e non sono mai stato anche io un alunno modello,
Giusto per non perdere il coraggio, giusto? Sempre sul filo del rasoio, diciamo. Però una cosa che magari me la sento anche come dote, che ho riscontrato nella scuola, che al di là della cucina mi piaceva anche molto il mondo della sala, il mondo del ricevimento. Quindi ho riscontrato soprattutto nella parte iniziale, quando si facevano tutti i laboratori, che questo settore della ristorazione faceva parte di me, comunque me lo sentivo mio. Mi dai l'occasione per ricordare che sono collegati anche nelle altre sedi non solo ragazzi che stanno frequentando il percorso per operatore che porta poi operatore di cucina, cioè quindi cuoco, ma anche loro colleghi che si qualificheranno e poi si specializzeranno proprio nel settore della sala bar, quindi sia l'uno che l'altro. Ecco, per esempio, anche questo è un argomento importantissimo. È molto importante anche comunque avere la possibilità di sperimentare i vari settori della ristorazione, anche perché sono tutti collegati tra di loro. E quando sei chef o sei cuoco, comunque, soprattutto nel mondo che continua a modernizzarsi, non sei più quella figura che rimane ferma nella cucina, ma sei anche la persona che esce in sala. Esci in sala magari per servire il dolce, esci in sala per spiegare i piatti, devi essere anche a conoscenza dei vini, dell'abbinamento dei vini da proporre nel tuo piatto. Come nella stessa cosa, se sei un operatore di sala, non sei soltanto il cameriere che porta i piatti, ma devi essere una persona che deve essere a conoscenza di come questi piatti vengono preparati. E anche in alcuni ristoranti ci sono operazioni dei piatti che vengono completati davanti al cliente dall'operatore di sala. E anche qua bisogna avere sicuramente una certa manualità, ma soprattutto una conoscenza anche di tutti i settori. Quindi questa cosa ti aveva affascinato già dai tempi dello studio. Una cosa che mi è piaciuta un po' tutto. Dopo ero fissato sul mondo della cucina e quindi mi sono catapultato lì. E anche qua una cosa molto bella della scuola era appunto la possibilità di fare degli stage, che soprattutto adesso fare uno stage per voi può sembrare una cosa molto normale. Vado a scuola, ogni anno c'è lo stage in terza, in quarta, però sono delle occasioni, delle possibilità molto rare, perché nel momento in cui finisce il periodo scolastico, dopo lì devi entrare nel mondo del lavoro, quindi non è più uno stage. E tante volte trovare delle persone che magari devono cominciare a pagarti, perché giustamente entri nel mondo del lavoro, e star dietro a spiegare le cose come in uno stage è difficile da trovare. Quindi sono delle occasioni da sfruttare, sia per il fatto che cominciate a prendere manualità, entrare nel mondo del lavoro, ma anche perché cominciate a farvi conoscere. Penso che tanti di voi magari sono stati richiamati dal ristorante dove avete svolto lo stage. Anch'io ho svolto i miei stage a scuola, anche qua non mi piaceva mai stare vicino a casa. Infatti ho fatto uno stage, il primo stage l'ho fatto ad Abano Terme, a Grand Hotel, che dormivo lì. E per me era bellissimo, non sono mai tornato a casa, mi sono fatto 2 mesi di stage 7/7, ma perché mi piaceva farlo, mi dava entusiasmo. C'è qualcuno che abano con i tirocini? Ecco, bene, capito? Ma soprattutto perché mi sentivo un po' spaesato, vedevo che mi sembravano tante cose nuove, e questa cosa qua mi dava rabbia, perché volevo già comunque far tutto, saper tutto. E allora, soprattutto nei stagi scolastici, ho sempre cercato di andare anche oltre gli orari della scuola, dei limiti consentiti per gli orari, ma appunto perché avevo questa voglia, questa fame di imparare, di migliorarmi. E questa, secondo me, è una cosa molto importante, perché, come abbiamo detto prima, tempo ce n'è poco, ce n'è sempre meno, e voi siete nell'età giusta, siete nell'età nella quale dovete dare il massimo, e più frutti raccogliete in questo momento, più coltivate in questo momento, più frutti raccoglierete dopo.
questa è l'età in cui dovete dare il tutto per tutto, il 100%, per poi comunque sentirvi, tra virgolette, realizzati, ok? E per dopo trovare la realtà giusta per voi. Dovete sfruttare questo tempo, al di là che dopo un domani, che sicuramente quello può capitare, e qualcuno deciderà di cambiare professione, perché quella è una cosa che può capitare. In classe mia a scuola eravamo una classe super competitiva, quando c'era l'ora di cucina era una guerra, perché ognuno voleva dimostrare di essere più bravo di quell'altro, e a distanza di 10 anni siamo rimasti in pochi all'interno del settore, perché è un settore con le sue complicanze, un settore molto duro, però è anche un settore che ti può dare tanto e bisogna saper cogliere le cose belle anche di questo lavoro. Quindi quello che vi consiglio è dare il massimo in questo momento, che dopo sicuramente la strada sarà più liscia e riuscirete a trovare sicuramente il posto più adatto a voi, il posto che vi piace di più. Quindi investire su questo periodo, che è importante, quello del tirocinio, dello stage, in particolare i ragazzi di terza, di quarta per forza, perché è un periodo d'oro, questo per potersi mettere in mostra da un potenziale titolare che li può assumere, ma già al secondo anno, perché già dai primi rudimenti uno prende le misure, le dimensioni. Ci ha raggiunto, e lo inviterei a venire qui, il presidente regionale dell'Unione Federazione Italiana Cuochi. Sì, certo. Walter Crema, che è, oltre ad essere una persona molto conosciuta nell'ambiente, è anche presidente dell'Associazione Veneta, che in questo periodo, tra l'altro, sta anche investendo proprio nella riconfigurazione dell'associazione e quindi per essere più vicini agli associati. Ecco, il compito, possiamo darci del tu, bene, Certo. grazie. Il tuo compito è proprio questo, di sottolineare, come già aveva anticipato appunto Marco, cosa fa l'associazione, ma soprattutto come la vedi, come l'hai vista durante la tua professione. Perché avete sentito Marco già diceva, importante per una serie di cose. La formazione, certo, ma soprattutto anche per fare quello che Roberta definiva networking, cioè avere dei contatti utili per crescere professionalmente, ma anche per avere opportunità di lavoro. A te la parola. Sì, beh, intanto grazie per averci ospitato, vi saluto tutti. Vi posso dire che, come diceva Marco, anche se sembra difficile, però è un lavoro che dà tante soddisfazioni. E noi, come associazione, che cerchiamo di venirvi incontro, di esservi vicini e dedichiamo tantissimo del nostro tempo per i ragazzi, per i giovani, per gli allievi. E questa è una delle attività che fa la Federazione Italiana Cuochi. Veniamo nelle scuole e presentiamo i nostri fiori all'occhiello come Marco, ma vi posso garantire che tutto lo stivale ci sono tanti professionisti che, come Marco, che danno tanta luce alla professione del cuoco, e anche voi domani potete essere uno di questi, o anche più di uno, perché conta sì l'abilità, ma soprattutto conta la dedizione, la passione, l'impegnarsi ed essere sempre attenti, e sicuramente c'è spazio per poter emergere, diciamo, ecco. Voi siete presenti in tutte le province, giusto? Più o meno, insomma. Sì, abbiamo in questo momento il Veneto conta 7 associazioni provinciali, una per ogni provincia, e abbiamo circa 800 soci, e quest'anno, che tra l'altro si sono aggiunte proprio nel 2020, anzi nel 2021, si sono aggiunte le ultime 2 province, penso che arriveremo attorno al 1.000.000 di soci, ecco. Quindi un numero importante di professionisti che si relazionano tra di loro.
Professionisti se- non solo, anche Non solo studenti, professionisti. appassionati. Ecco, e infatti volevo proprio, era la domanda Ah, che, no, anzi mi hai anticipato e ringrazio, perché ma se uno di loro volesse associarsi, iscriversi, come fare e cosa avrebbero, tra virgolette, in cambio? Ecco, perché non è che, come dire, comprate un servizio, ma certamente delle opportunità. Certo, sì, diciamo che come stavo dicendo prima, l'associazione è molto vicina ai giovani e cerca di formarli. Ed è trasversale, nel senso che non sono associati all'associazione solamente le figure professioniste, ma sono associate anche gli allievi, i chef patron, i chef docenti, sono associati anche dei cuochi che lavorano sul mondo della ristorazione collettiva. Raccogliamo un po' tutto i professionisti a qualsiasi livello che lavorano o che operano nel settore della cucina, e anche cioè abbiamo molti sostenitori che sono appassionati di cucina, molti, nell'ordine del 5% circa, e che si avvicinano per poter essere utili vista la loro passione per questa professione. Cos'è che diamo? Per voi diamo tanta formazione, perché questo è un programma, la Nicky School, che stiamo mettendo in pratica a livello regionale. Facciamo dei workshop con dei laboratori di diverse tipologie, magari andiamo ad approfondire l'aspetto scientifico della cucina, l'aspetto della presentazione, l'aspetto anche artistico, se vogliamo, e quindi magari in 3 laboratori riusciamo a vedere 3 aspetti diversi e magari far girare gli allievi e vedere 3 situazioni diverse. Vi aiutiamo a cercare anche il vostro posto di lavoro. Abbiamo un sistema gestito da chat, dove qualcuno che vuole trovarsi un posticino lo inseriamo su questi calendari che ruotano, e poi magari potete essere contattati direttamente dai datori di lavoro che spaziano in tutta Italia e anche in tutto il mondo. Cioè, ci sono moltissimi datori di lavoro, albergatori, catene d'albergo, ristoratori e non solo, che chiedono un supporto a noi, e noi mettiamo a disposizione tutte le informazioni che loro ci danno al mondo del lavoro. E voi siete il mondo del lavoro cioè, vi avvicinate al mondo del lavoro. Per esempio, anche l'estate ci sono tutte le località turistiche, pensiamo al litorale o ai monti o alle città d'arte, che richiedono tantissimo personale, e voi potete avvicinarvi anche in questa maniera. Ecco, questo è un tema importante, perché i giovani, i ragazzi, appena escono, hanno già magari qualche contatto, sono in cerca di opportunità, ma avere alle spalle un'associazione che rappresenta, come dire, la vostra professione, credo sia un grosso aiuto. E ne approfitto Certo. così per fare un'ulteriore domanda. Estero, no? Sì. Diceva Walter che i cuochi italiani naturalmente ci sono in tutto il mondo e si rivolgono all'associazione per le opportunità, ma anche tu, Marco, hai detto ho fatto delle esperienze lontane da casa. Ecco, quanto la lontananza può influire, può dare delle opportunità, anche se per carità si è via dal paese, si è via magari lontano dalle relazioni, famigerati morosi e morose, ok? Ma ecco, volevo se potete sottolineare l'importanza, come dire, di non rimanere fermi, ecco, non solo come attività, ma anche come opportunità fuori da casa. Beh, diciamo che il nostro lavoro, il lavoro di ristorazione, per eccellenza è il lavoro che ti dà la possibilità di viaggiare di più e di fare svariate esperienze.
sarebbe anche comunque quasi a sciocchi fermarsi nel proprio territorio quando abbiamo un mondo da vedere e abbiamo anche la possibilità di fare appunto questa esperienza all'estero, perché tutti i giorni in qualsiasi parte del mondo stanno cercando una figura nel nostro settore. Io ho finito la scuola alberghiera, finito gli esami di quinta, avevo solo in mente di partire e andare all'estero. Prima di tutto per scoprire cose nuove, ma soprattutto per avere un po' la mia indipendenza personale, no? E poter cavarmela da solo. E la prima esperienza che ho fatto all'estero è stato un mese di stage in un ristorante a Copenaghen, perché avevo un amico appunto che lavorava all'interno di questo ristorante, mi dava la possibilità di un mese di alloggio, allora ho approfittato e sono andato a lavorare in questo ristorante. Da lì poi, che era la cosa che mi ero già prefissato in quinta, una volta uscito da scuola, sono andato con un altro mio amico a fare un'esperienza doveva essere inizialmente un'esperienza di un anno, dopo è durata un po' meno, a Dublino. E quella è stata la mia vera esperienza, prima esperienza fuori di casa. Quindi arrivi in aeroporto con le tue valigie, devi trovarti l'appartamento, firmare contratti, andare ad aprire il conto in banca, fare il codice fiscale per poter lavorare. Sono già partito con il lavoro da casa, che è una cosa che si può fare benissimo comunque, sia comunque appunto tramite la federazione, che comunque tramite anche annunci internet, oppure se vogliamo lavorare in un ristorante in particolare o in un hotel in particolare, si può benissimo mandare un'email di richiesta di lavoro e vedrete che sicuramente vi rispondono e avrete qualche riscontro. Poi nel mondo di adesso, con tutta la tecnologia che abbiamo, Instagram e quant'altro, basta anche solo pensare ai gruppi Facebook. Quando sono andato a Dublino c'era il gruppo Facebook di italiani che vivono a Dublino, per esempio, e lì trovi il mondo, cioè trovi qualsiasi cosa, gente che ti offre opportunità e anche gente che ti può dare una mano. Questa prima esperienza di 6 mesi doveva essere di un anno, è durata un po' meno perché a livello professionale non era l'esperienza che volevo fare io. È stato molto bello all'inizio, molto divertente, e poi all'inizio comunque ragazzi 19 anni, vivi a Dublino, una bella capitale europea, e hai il lavoro che ti permette comunque di vivere. Sono stati diciamo un po' 6 mesi di divertimento, di svago, comunque al di là del lato professionale, perché vivevo un po' in un mondo distaccato dalla famiglia, è stato anche una cosa un po' divertente. E comunque non mi piaceva tanto il livello del lato pratico che andavo a svolgere, e da lì sono tornato in Italia e sono andato a lavorare a Bergamo insieme a uno chef che fa parte della nazionale, e qua ho vissuto un'altra esperienza molto particolare. Era un ristorante catering che facevano anche matrimoni e avevano anche una discoteca, quindi c'erano dei servizi all'interno anche della discoteca, un locale multifunzionale, molto bello. Anche qui ho fatto 6 mesi di esperienza e che sono terminati perché appunto avevo intenzione di andare a lavorare in determinati ristoranti di Londra, e un giorno dopo che avevo mandato il curriculum ancora tempo fa mi è arrivata la risposta del ristorante che loro sarebbero disposti a provarmi e che dovevo presentarmi a Londra dopo 10 giorni dalla mail per fare questa prova. E quindi subito non ho perso tempo, ho fatto le valigie, preso, sono andato a Londra, mi sono fatto accompagnare da mio papà, e lì a Londra è stato proprio forse il momento un po' più traumatico di tutte le mie esperienze, perché mi sono fatto accompagnare da mio padre per prendere l'appartamento, mentre a Dublino era quasi tutto un po' più già concordato da casa, era un po' più semplice. Lì mi sono ritrovato il secondo giorno di Londra con mio padre che partiva per l'aereo e io ero a piedi per la città con le mie valigie, perché essendo anche una città molto più grande rispetto a Dublino e anche un po' più complicata a livello burocratico, a livello soprattutto di trovare una casa.
E lì mi sono fatto il mio primo mese a dormire in un ostello, nel quale appunto dovevo anche affrontare questa nuova esperienza. Era la mia prima esperienza in un ristorante stellato. Era un ristorante 2 stelle, e una cucina molto classica, un ristorante francese, quindi di una certa rigidità, disciplina. E un ristorante storico di Londra, perché è stato il primo ristorante 1, 2, 3 stelle della Gran Bretagna, ed è stato il primo ristorante francese stellato fuori dalla Francia. Un'esperienza bellissima, e molto ma molto dura, e un'esperienza nella quale quando sono entrato subito la mia idea era giustamente non ne sono all'altezza. Il mio pensiero era come non sono all'altezza di lavorare in 2 stelle, cioè alla fine era da un anno che avevo finito la scuola, ho fatto sì le mie esperienze, però non mi sentivo proprio all'altezza. E in verità quello poi era anche un posto nel quale quando ho iniziato a lavorare eravamo in 25 in cucina, cosa molto particolare, che il ristorante francese a Londra, 25 cuochi, 22 italiani. Quindi ci tenevamo un po' a casa, ecco. E avevo 2 chef, una canadese e una inglese, 2 chef femmine, molto martellanti. E lì è stato il primo periodo molto tranquillo, ero nelle retrovie, preparazione vegetali, tornire le verdure, tutti lavoretti apparentemente banali, ma molto importanti perché cominci a prendere manualità. E anche e soprattutto la cosa bella era che vedevo anche prodotti che non avevo visto prima e si percepiva anche la qualità del prodotto. E lì nelle retrovie la prima cosa che imparavi quindi era organizzazione del lavoro, lavorare pulito, lavorare veloce, precisione e zero spreco. Perché oltre alla preparazione delle verdure, con tutto quello che poi era lo scatto, quindi dalle bucce di patata, dovevamo preparare da mangiare per lo staff. Perché qua dovevi sempre reinventarti qualcosa di nuovo. E lì in poi cosa succedeva? Questi ristoranti sono dei posti nei quali tanta gente va a fare esperienze di 6 mesi, 1 anno, 2 anni. E ci sono degli orari di lavoro molto tosti, e soprattutto serve tanta testa per poter affrontare queste esperienze, tanta testa perché molte volte si viene sottoposti a momenti di tensione, momenti di stress, momenti di stanchezza, e entrano in gioco varie cose, distanza da casa, problemi in appartamento, questo, quell'altro, tante ore di lavoro. Quindi la cosa più importante è rimanere lucidi di testa, e quindi era un posto dove cambiava spesso il personale. Penso che ho lavorato lì 3 anni, penso di aver lavorato con più di 100-150 ragazzi in cucina. Quindi un turnover, sì, molto un turnover importante. Marco, posso chiederti, quando dici lavoro duro e tanta testa, in pratica cosa vuol dire? Tanta allora, testa. Cosa intendi? Perché partiamo ce l'hai un po' descritto, sì. però... Allora, lavoro duro intendo che... Allora, parto da una premessa. Questa esperienza per me, al di là, nel momento in cui ho iniziato a lavorare, ho visto gli orari di lavoro che facevo, lo stile di vita e quant'altro. E beh, lavoravo dalle 6:30 del mattino fino a mezzanotte e mezza tutti i giorni, non stop. Tutti i giorni tranne la domenica e lunedì. Capito? Aiuto! Era un ristorante stellato sì. e tra l'altro insomma credo molto famoso, sì. Però quello era il metodo di lavoro allora può sembrare una cosa e subito uno rimane spaventato e ci credo, no? Però posso assicurare che c'era talmente tanta mole di lavoro e entravi in un sistema quasi che avevi sempre il fucile puntato, no? Avevo voglia di far bene, eri sempre sotto pressione, quindi il tempo volava.
perché arrivava la sera che dicevi non hai neanche preparato questo per domani, non avevi neanche il tempo di finire le cose, no? Quindi il tempo volava. E sicuramente io l'ho vissuta, questa esperienza, perché non è, a livello retributivo non è che mi abbia dato chissà cosa, perché comunque Londra è una città molto costosa. Però io l'ho vista come, cioè riuscivo a vivere, senz'altro, e l'ho vista come un'università per me, come quell'esperienza accelerata nella quale in 3 anni magari mi può dare quello che una persona normale magari fa in 10 anni. È stato tutto come velocizzare, cioè tante nozioni velocemente. Una full immersion, esatto. praticamente un master. Esatto. Perché di Dopo, solito... sicuramente non è una cosa da tutti, e qua dico ci vuole testa, perché è una cosa nella quale devi credere, e sicuramente anche qua ogni persona è diversa sia fisicamente che mentalmente, ogni persona ha degli obiettivi e delle passioni differenti, e posso immaginare che non sia una cosa da tutti, però penso che è una cosa che tutti possono provare, è anche una sfida con se stessi. Se veramente la cosa nella quale voi volete credere, volete crescere, sono esperienze da fare perché ti danno tanto, vedi i tuoi limiti, e infatti anch'io ho visto i miei limiti, nel senso, dopo 3 anni ero arrivato a un punto che ero contento di quello che ho fatto, però era anche fisicamente, diciamo, un po' all'estremo. Però dopo succedono tante cose, avete presente Hell's Kitchen, quando c'è Gordon Ramsay che urla, che lancia, ecco, sono cose che dopo vedi veramente nella tua realtà. E quando, come dicevo prima, quando ho fatto i primi 3 mesi che ero dietro le preparazioni, mi è stata data la possibilità, perché erano nati via alcuni ragazzi, di entrare a cominciare a fare il servizio. Sempre il servizio di cottura delle garnish, quindi impiattamento, preparazione. Il primo mese sembrava tutto bellissimo, wow, sono bravo, va tutto bene. Ed è da lì dopo che sono cominciate le vere e proprie mazzate. Sono stato mandato a casa, ma fisicamente svuotato armadito, eccetera, 3 volte in 2 settimane. Quindi anche lì c'è chi si abbatte, perché magari si vede il suo proprio chef che prende zaino e tutto, non ti voglio più vedere, ti mando via. E c'è chi, come me, raccoglievo la roba, mettevo l'armadito, mi infilavo dietro, volevo entrare subito in cucina, non mi facevo vedere, ma volevo restare lì, no? E questa è una cosa che, soprattutto la determinazione e la voglia di arrivare, perché sono entrato lì con 0 aspettative, e però una volta che ero lì dentro ho detto ok, vedo come funziona, sarà dura, ma voglio arrivare a prendere questa posizione, ce la devo fare. E in 2 anni e mezzo sono riuscito a ottenere quello che volevo. È un'esperienza che rifarei 2000 volte, sicuramente non adesso a 27 anni, ma tornassi indietro alla vostra età lo rifarei sicuramente delle volte. E quindi anche per questo che dico, approfittate adesso che siete giovani e tra virgolette non avete tante responsabilità ancora, per svolgere queste cose, ma non sto dicendo dovete lavorare 20 ore al giorno, però provate, uscite, andate in giro, sperimentate. E adesso che è veramente il momento in cui dovete coltivare, per poi un domani, quando sarà 30 anni, 30, 35, trovare il vostro posto giusto e dove star bene, perché avete prima costruito un bel bagaglio personale. Ecco, Marco vi ha lanciato, come dire, dei bei sassi, nel senso credo vi abbia stimolato e incuriosito questo, cioè ci ha dato una serie di input. Ecco, volevo capire anche dagli altri ragazzi che sono collegati dai centri, che possono intervenire, ricordo via chat, poi attraverso i ragazzi che sono alla regia possono trasferire le domande sia a Marco ma anche al presidente, a Walter Crema. Ne avete di domande? Vi ha incuriosito? Qualcuno vuole andare all'estero? Qualcuno ha capito che, non so,
se si è curiosi e stimolati nell'arrivare, si può arrivare dove è arrivato lui, che fin dei conti, ricordo, ha 27 anni. Qualcuno che vuole intervenire giusto per rompere il ghiaccio? Tutti traumatizzati da... Tu che magari dai, una curiosità anche degli altri centri, se scrivete anche i formatori, giusto per sollecitare i ragazzi. Nessuna domanda? Volevo approfittare anche per spiegare un attimo una cosa. Aspetta che c'era... No, sì o no? Vabbè, niente, vabbè, se vuoi... No, che era anche c'erano vari fattori comunque che ti portavano a star bene, nel senso a viverla serenamente. Il fatto che eri comunque all'estero, che quindi non conoscevi nessuno in giro, non hai morose, amici, familiari, quindi tra virgolette anche che possono essere sì momenti di svago, divertimento, ma possono essere anche delle distrazioni, no? Che perdi un po' il focus. Una certa libertà e quindi anche di concentrazione. Esatto. Sui tuoi obiettivi. Quindi la cosa molto... Sì. Nessun problema. Volevo chiedere, visto che hai detto che serve tanto tempo per questo lavoro, è tuttora così che dedica tanto tempo al suo lavoro? Adesso? Allora, sicuramente è un lavoro dove non si è mai finito di lavorare, perché c'è sempre da fare, c'è sempre qualcosa da fare. Diciamo che ho sfruttato questi primi 10 anni per, soprattutto la prima fase, ho fatto 5 anni all'estero. Ho sfruttato questi 5 anni per essere lontano da casa, da amici, me ne sono fatti altri, anche per concentrarmi e focalizzarmi sul lavoro e su quello che volevo diventare. E sicuramente gli anni passano, le cose cambiano. In questo momento non faccio più di 7 ore, ne faccio molto meno. Lavoro nella mia attività di famiglia, però è un lavoro nel quale ci sono periodi tranquilli e ci sono anche periodi un po' meno tranquilli. Pensiamo sotto le feste, sicuramente se si fa questo lavoro si lavora sotto le feste, sotto Capodanno, sotto Pasqua. Dopo però ci hanno anche tanti momenti liberi. È tutta una questione di sacrificio iniziale, quello sicuro, è doveroso anche. E dopo, mano a mano, riusciamo a ritagliarci anche dei nostri spazi. Per esempio, fino all'anno scorso riuscivo in qualche modo a giocare a calcio a livello amatoriale. E anch'io ho la ragazza, che devo dedicargli tempo. Ho un cane, nel senso faccio palestra, mi piace andare a sciare, mi piace uscire con gli amici, feste, gite. Insomma, sicuramente non ho tutti i sabati e le domeniche libere, però in qualche modo riesco comunque a organizzare e a vivermi la mia vita serenamente. Certo, è uno step che non arriva subito, perché se ci accontentiamo magari di... dopo ognuno ha aspettative per il futuro differenti. Però sicuramente se magari ci accontentiamo, non so, di andare a lavorare come potrebbe essere in un supermercato dove fai determinati lavori, sicuramente a livello professionale non cresci tanto, magari ti si abbassa un po' l'ambizione, ok? E hai una vita magari più libera. Oppure puoi decidere di approfittare in questo periodo per crescere, dare il massimo e pensare bene al tuo futuro, trovarti una posizione che possa essere più idonea a te, e dopo comunque i tuoi ritagli di tempo te li puoi sempre trovare. Volevo chiedere, ci sono delle domande dai centri che sono arrivate? So che si sta collegando il presidente nazionale della Federazione Italiana Cuochi. Appena il collegamento vi confermate, per cortesia, che così lo facciamo intervenire. Un'altra domanda?
Alzati in piedi e di il tuo nome per cortesia, giusto? Che così. Con le lingue come ha fatto lei? Hai imparato lavorando, devo studiare prima? Allora, lì è nata, no. Come dicevo prima, a scuola sono sempre andato bene, l'ho finita, non ero una cima e appunto non ero una cima neanche nelle lingue, soprattutto inglese e francese. Inizialmente, quando sono andato a Dublino, l'idea era di lavorare e andare a scuola la mattina, una cosa che ho fatto per un periodo di un mese, 2, solo che comunque non mi piaceva anche solo l'idea di tornare a seduto a un banco di scuola, no? Inizialmente ero anche giovane, però preferivo uscire e parlare. E è una cosa molto facile che ti viene in modo naturale, anche perché nel momento in cui ti trovi da solo e hai un'esigenza, penso che puoi parlare qualsiasi lingua del mondo, no? E sicuramente i primi step sono traumatici, quando dovevi chiamare, che è una cosa molto divertente che anche gli inglesi a tante volte tra di loro non si capiscono al telefono, no? Soprattutto quando si parla di uffici. E il primo step era chiamare l'ufficio per fare il codice fiscale per poter lavorare. Lì è stato un trauma perché non capivo niente, perché non sapevo dove andare, cosa fare. Diciamo che adesso abbiamo anche la fortuna comunque col cellulare, penso che tutti sanno 2 o 3 parole in inglese, no? Col cellulare, traduzione veloce, si riesce anche a trovare subito la parola. È solo questione anche di pratica. La mia unica sfortuna è stata di lavorare e vivere con gli italiani, perché quando capitavo magari in partita con l'inglese, avevo quel mese in cui parlavo proprio a raffica, dopo magari tornavo a parlare con l'italiano, giustamente con l'italiano non parli in inglese, no? Vieni a parlare in italiano. Comunque è tutta una diciamo, esperienza sul campo l'inglese. Dopo sono tante cose che ti possono aiutare, uscire, guardare film con i sottotitoli e comunque anche quello di studiare, quella è la cosa magari più noiosa, però è quella più efficace in assoluto. Certamente però l'inglese che conosco sicuramente non sarà a livello grammatico giusto, no? Ha sempre bisogno comunque di una perfezione. Diciamo che quello che impari a scuola, ok, sicuramente non è quello che impari per strada, no? Ok, perché lo puoi parlare in inglese, però lo parli in modo orrendo, no? Sicuramente è una lingua professionale che per quanto riguarda la professione del cuoco ti aiuta. Però non per l'inglese, soprattutto le lingue sono molto importanti. Ecco, volevo ringraziare perché è qui collegato con noi anche il presidente Rocco Pozzullo della Federazione Nazionale. Quindi, presidente nazionale, benvenuto a nome di ENAIP e di tutti i nostri centri che si sono collegati in questo istante. È entrato anche in questo momento anche il nostro amministratore delegato, nonché presidente, cioè amministratore delegato di ENAIP Veneto, ma anche presidente di Forma Veneto, che praticamente raggruppa tutti gli enti di formazione qui nel Veneto. Credo vi conosciate, vi siete già visti. Ciao Rocco. Perché ricordo una cosa che prima hai accennato, Marco. Noi siamo partner di un progetto importantissimo. Prima hai accennato nell'esperienza che hai fatto al ristorante a 2 stelle, praticamente che hai imparato un metodo, e poi ha detto 0 spreco, che è la parola magica. Praticamente è la filosofia del nostro progetto Life Foster, di cui Federazione Italiana Cuochi è uno dei partner importanti. Presidente, la parola a lei e soprattutto, allora, noi cosa abbiamo fatto grazie al Presidente regionale e naturalmente al nostro campione del mondo, a Marco. Abbiamo dato una carrellata per quanto riguarda, a parte l'esperienza personale di Marco, che è stata ricchissima e finora è riuscito a trasferire in maniera incredibilmente chiara e precisa ai ragazzi, li ho visti tutti attenti. Ma abbiamo presentato la federazione, abbiamo detto a grandi linee cos'è,
ma soprattutto ecco, la cosa che ci piacerebbe è anche dire quali sono i progetti sui quali state lavorando a livello naturalmente nazionale e a ricaduta a livello locale, da un osservatorio come il suo che sicuramente non è secondo a nessuno. Sì, innanzitutto volevo ringraziare sia Walter Kremer, il Presidente del Veneto, per il tempo che mette a disposizione per i ragazzi e soprattutto e in particolare anche Marco, perché lui è molto giovane, può raccontare, infatti la Nicky School è voluta proprio perché ci sono dei giovani a raccontare la nostra professione ad altri giovani. Poi Marco ha una grande responsabilità, come hai detto tu, è campione del mondo, ma porta il peso di una famiglia che è storica, non solo in Veneto, ma in campo nazionale e anche internazionale, dal nonno Berto al papà Tomasi, anche loro medaglie d'oro nei vari concorsi, quindi spesso questa tradizione si potrebbe perdere, ma invece con Marco è proseguita perché lui è veramente un campione in tutti i sensi. Ho ascoltato prima quello che diceva ed era giusto raccontare anche la vita privata di un cuoco, perché spesso si parla sempre e solo di cucina ed è una delle problematiche che abbiamo oggi. Oggi manca il personale perché molti ragazzi, e forse, come è stato detto prima, questa generazione ci sta pensando di più al tempo libero e anche noi dobbiamo un attimino sederci e capire meglio che cosa si vuole fare in futuro. Si parla spesso di doppi turni in cucina perché diversamente molti giovani hanno pensato che dopo questa pandemia che il tempo è prezioso. Oggi la ricchezza è il tempo a disposizione. Non è pensabile che un cuoco, a meno che lo faccia per sua scelta, quando entra nel campo del lavoro deve fare necessariamente 18 ore al giorno. Capitano anche dei momenti, questi si faranno, però nella vita normale, quotidiana, si deve pensare di avere una vita privata, altrimenti arriva troppo stressato. Detto ciò, ringrazio l'ENEP perché ha ospitato la Nicky School. Sapete benissimo la grande collaborazione che c'è con voi. Il progetto Life Foster è importantissimo, anche se noi parliamo di eventi, la nostra attività è curare gli eventi per Life Foster, per il progetto, sensibilizzare le persone, ma ritengo che i cuochi siano già nella loro indole non fanno sprechi, perché ogni cosa, penso che i ragazzi lo sanno già da sé, non so, la lisca del pesce va a finire in un brodo, la buccia del pomodoro, la carcassa del gambero oggi viene polverizzata, utilizzata per insaporire più un risotto o quant'altro, quindi già lo facciamo. Però sensibilizzare le persone, perché se nella brochure che avete voi fatto si parlava di milioni di tonnellate di prodotto solamente in Europa e il 12% per la ristorazione, se già quel 12 passa al 6% è un grande risultato che avremo. Per quanto riguarda i progetti, allora a livello istituzionale abbiamo due grandi progetti. Uno è quello della certificazione delle competenze del cuoco. Noi abbiamo creato con l'UNI una norma che fa in modo di avere un cuoco certificato, perché spesso si va a mangiare nei ristoranti, ma non sappiamo a chi affidiamo la nostra salute, perché quando le persone poi stanno male al ristorante, e per là poi ci sono grosse problematiche, a volte qualcuno attraverso intossicazione è arrivato anche alla morte e questo non deve più avvenire. Quando non può avvenire? Quando questa certificazione passa obbligatoria e si dirà attraverso le istituzioni che in ogni ristorante ci sia un cuoco certificato. Non ci interessa a noi il gusto. Se parlo del baccalà alla vicentina, un noto piatto al Veneto, non è buono, io non tornerò più nel ristorante, non è un problema. Il mio problema è se quel baccalà non è stato ben conservato e mal rigenerato, che mi provoca dei danni al mio organismo. Quindi significa avere un cuoco certificato che faccia un esame che non farà la Federazione Italiana Cuochi Monente Terzo e poi una formazione continua come quella che fate voi per i ragazzi. L'altro obiettivo, sempre a livello istituzionale, molto importante, è il riconoscimento come lavoro usurante della professione del cuoco. So che parla dei giovani che oggi diranno ma a noi non ci interessa, è troppo lontano. Beh, il tempo passa per tutti quanti, buono, vuol dire che siamo vivi, e ciò significa che comunque dobbiamo pensare anche al futuro, soprattutto alle persone che in questo momento che hanno fatto un enorme sforzo nelle cucine, devono sapere di avere una garanzia dallo Stato. Detto questo, per quello che riguarda i ragazzi, velocemente abbiamo diversi progetti. Innanzitutto esiste un compartimento giovani, così come esiste, come vi ha detto Marco, la junior della Nazionale Italiana Cuochi, il compartimento si occupa di loro. Organizziamo il trofeo miglior allievo attraverso le varie selezioni regionali, organizziamo i campionati della cucina italiana, stiamo lavorando adesso proprio con nuove attività sul web, soprattutto sui social,
Quindi ci teniamo molto, molto ai ragazzi. Non è solamente il discorso del versamento della quota che è differente. Tenerci significa che la federazione pensa al ricambio generazionale, non solo in federazione ma anche nelle cucine, quindi è indispensabile una formazione continua per i ragazzi. Siamo coscienti che l'ENAP, in questo caso il centro di formazione, istituti alberghieri, danno un'ottima formazione, non ci vogliamo sostituire a voi, a nessuno, vogliamo dare una formazione supplementare, quella che a volte chiaramente per mancanza di tempo negli istituti non si riesce a dare, esempio come quella dei concorsi. Chiudo solamente col dire, fare i concorsi non significa solamente ricevere medaglie come nel caso di Marco ed altri. Per noi organizzare e mantenere, credetemi, con grandi sforzi anche economici, e soprattutto voglio ricordare che chi fa le competizioni come Marco e altri lavorano tutti quanti in forma gratuita, e quindi questo veramente fa grande onore a loro. Si organizzano i concorsi, dicevo, non per avere una medaglia, è giusto che l'ambizione si partecipi ai concorsi in maniera ambiziosa, ma perché vogliamo che quel metodo che si utilizza durante i concorsi sia portato poi nel quotidiano nei ristoranti. Solo così otterremo dei grandi piatti, ma soprattutto maggiore sicurezza alimentare e il gusto, perché l'estetica ha un valore. In un concorso, non so se Marco me ne ha parlato, abbiamo 5 punti per l'estetica e circa 50 per il gusto. Che significa questo? Significa noi principalmente il piatto deve essere buono. Dobbiamo, come si diceva prima, rispettare le tradizioni, custodire queste tradizioni, e i giovani hanno questo compito. Chiudo con salutarvi dicendovi che un pensiero quando si fanno ricette, concorsi e altro, noi l'abbiamo fatto in questo campionato, oltre allo spreco alimentare va anche alla sostenibilità. Prima si parlava di sostenibilità. Esempio, per ogni ricetta, e noi lo faremo in futuro, un'attenzione: quanta acqua vado a sprecare, quanta CO2 produco io. Un aneddoto: uno chef mi disse una volta durante un convegno, eravamo in Abruzzo, io prendo il riso, lo stracuocio, lo secco nel forno tutta la notte in 2 silpat, esce una lastra, lo frullo, quando faccio il risotto metto questa polvere per legarlo meglio. Dissi: scusate, ma non si può usare l'amido di riso? Ci penso un attimo, no vabbè, ma poi sai il costo, devo far vedere che in quel momento quando mi costa un forno acceso tutta la notte, a che temperature, e quindi ripeto, il fornello acceso, l'elettricità, se poi abbiamo una cucina chiaramente a induzione. Comunque questo è un pensiero che i giovani, rispetto a loro, soprattutto anche a noi, ma soprattutto a loro, devono avere. Noi come federazione abbiamo questo compito importante, insieme anche a voi ENEP, quindi non solo la riduzione dello spreco, ma anche la sostenibilità. Grazie ancora e saluto tutti quanti. Un abbraccio. Ringraziamo veramente per il tempo che ci ha dedicato, soprattutto con altri 3-4 temi importanti che ci ha lasciato. Formazione continua, cioè mai finito di imparare, e quindi la Federazione Italiana è anche un luogo dove continuare questa formazione. Lo fanno tra l'altro proprio con lo spirito di sostenere i giovani nel percorso di carriera. La salute, quella del cuoco certificato, ne avevo sentito parlare e credo sia una cosa, come dire, importante proprio per la professione, oltre che per la nostra salute. Altra cosa, ho sentito, percepito nelle sue parole un grande entusiasmo. Ecco, è proprio con questo entusiasmo che la salutiamo e la ringraziamo, e continuiamo in questo percorso, perché tra un po', Marco, lo mettiamo ai fornelli. Ok, perché abbiamo pensato anche di far toccare un po' con mano, e spero che anche i colleghi, gli altri 250 ragazzi che sono collegati da 10 sedi di tutto il Veneto, riescono a percepire, a guardare con l'occhio, si dice, a rubare con gli occhi alcuni piccoli segreti. La ringraziamo e a presto. Grazie a voi, buon lavoro. Ciao Marco, ciao Walter, ciao. Ciao, Sì, c'è una ragazza, prego, la seconda, ma è un po' coraggiosa, vedi, le ragazze. Allora, volevo chiederle se per arrivare al punto dove è arrivato adesso, ha ricominciato qualcosa, nel tutto il percorso? Sì. Beh, credo che questo anche un po' non solo nell'ambito della cucina, ma penso anche in tutti gli ambiti lavorativi,
nel momento in cui c'è un'ambizione, ma questo anche al di là del lavoro, anche per uno sport, no? Se magari una persona è bravissima in uno sport e vuoi raggiungere determinati obiettivi, sicuramente devi fare dei sacrifici. Certo, nel momento in cui sono andato all'estero, la prima cosa che ho sacrificato sono stati gli amici e la famiglia, no? E ho sacrificato anche un po' alcune mie passioni, il mio tempo libero per dedicarmi a questa cosa. E quindi anche qua, come dicevo prima, è sempre un discorso di sfruttare al massimo il tempo, no? Meglio mettersi a capofitto 3 anni, 4 anni intensi, ok? Per dopo magari essere un po' più sereno. E i sacrifici poi ce ne sono tutti i giorni, perché il mondo dell'ospitalità lavora quando gli altri sono in ferie, principalmente, no? Quindi tante volte ti capita che hai la festa di compleanno del tuo amico, sabato sera c'è il servizio e non posso venire. Tante volte capita che Pasqua, Pasquetta, gli amici sono a fare la grigliata, lì magari non è che non puoi andare, vai un po' più tardi o vai un po' prima, capito? Dobbiamo sempre trovare come si dice, un compromesso. Però, d'altro canto, soprattutto all'inizio, una cosa che ho notato subito, che poi mi ha reso felice, era il discorso di indipendenza, no? Rispetto ai miei amici, ok, io lavoravo, facevo dei sacrifici, mi sacrificavo su qualcosa, però ero molto più indipendente a livello economico e potevo togliermi sfizi che magari non si potevano togliere, no? Ok? E non è facile, soprattutto come diceva lo chef, il presidente prima, anche per il discorso del tante ore di lavoro, che è una cosa nella quale si sta lavorando e si sta muovendo soprattutto il mondo della ristorazione. Io, come dicevo prima, delle esperienze che ho fatto, non ho detto che è giusto fare quello stile di vita lì, quelle ore di lavoro lì. È una scelta che fai perché vuoi raggiungere determinate cose. Sarei molto più felice anch'io, è che determinati posti ti impongono anche di lavorare così, no? Che magari la cosa non è giusta. Però col senno di poi sono stato anche contento di quello che ho fatto. Sicuramente il mondo della ristorazione si sta muovendo anche per una vita un po' più non normale, un po' più simile, morbida, esatto, sicuramente. Un po' più morbida. Partiamo sempre dal presupposto che lavoriamo quando gli altri fanno festa. Esatto. Una Qualche cosa... altra domanda, prego? Sono Alessandro e la mia domanda è se si sta ispirando a qualcuno nella sua carriera lavorativa. Allora, beh, sicuramente ho la fortuna in casa di avere due grandi cuochi che sono fonte di ispirazione sicuramente per me. Però un po' come in tutte le cose, credo che c'è sempre quella figura la quale ammiri, no? Che ti piace vedere, con quale ammiri. Però anche bisogna vedere un po' cosa fa quella persona per essere così, no? Nel senso che, non so, tutti quanti possono ammirare Cristiano Ronaldo, no? Fenomeno, quant'altro. Però sei disposto a fare lo stile di vita che fa, lascia stare il lato economico, no? Saresti disposto a fare lo stile di vita per provare ad arrivare a quella roba lì, che magari si riesce lo 0,001%. Quindi bisogna un po' trovare il bello dalle persone, ok? Secondo me, avere dei punti di riferimento e trovare cosa ti piace di quella persona, cosa vuoi assomigliare in quella persona, cosa vuoi seguire e anche quello che non vuoi seguire. E anche quello è molto importante. Questa è una cosa, secondo me, da sottolineare. Sì, diciamo, la persona che ti guida, che ti ispira, però capire il bene, cogliere il bene e togliere le cose negative un po' da tutti, perché da ciascuno si può imparare, questo è importante. Credo anche in tutte le esperienze che facciamo, cosa che ho sempre pensato che non esiste esperienza più brutta, più pesante, come quant'altro. E si ruba sia con le mani ma anche soprattutto con gli occhi, no? Tante volte magari posso immaginare
c'è casino in cucina, viene messo magari su un angolino, soprattutto le prime volte, però lì è anche occasione per vedere con gli occhi. Vedi anche come sono organizzati, come è organizzato il lavoro, magari vedi colleghi che urlano tra di loro, che corrono, lavoro disordinati, eccetera. Allora già lì è un'esperienza negativa, però cosa stai vedendo? Come non lavorare. Cogli i punti dove Esatto. anche poter migliorare. Altre domande? Ah, bene, che ci stanno scaldando. Possibilmente un consiglio per vincere i concorsi di cucina? Allora, segreti consigli, serve tanta determinazione. Io ho fatto molti concorsi e solitamente quando ci sono i concorsi di cucina, soprattutto quando si è giovane, alle prime armi, e anche perché non si conosce il mondo delle competizioni, al di là dei vari corsi di formazione che puoi fare, ti fai sempre dare una mano da qualcuno, no? Magari dallo chef nel quale lavori che ti segue, da un associato della federazione, dal professore di scuola. Penso che anche voi, quando avete fatto la competizione, siete stati aiutati dai professori, no? E la competizione, cosa succede? Che, tra virgolette, tu studi una cosa, ti prepari, e il giorno della gara diventa come un copione, no? Tu devi riprodurre quello che hai provato fino adesso. Cosa succede all'inizio? All'inizio si è inesperti, no? Perché non si ha esperienza su tutto quello che tocchiamo. Dopo magari se il professore ti dice di fare un piatto, tu impari come si fa, però non conosci tutti gli aspetti, cosa può cambiare se lo scaldo a questa temperatura, se lo abbasso, se... Sono tante dinamiche che non sai gestire giustamente per l'inesperienza. I concorsi è bello perché ti fanno prendere atto, no? Della tua inesperienza, ok? Ti prepari bene su una cosa e vai a fare la gara. Per dirti, una volta ho fatto tante gare, cioè, ho fatto 6-7 anche dei campionati italiani prima di entrare in nazionale, e la prima gara mi sono fatto dare una mano da mio papà che mi ha seguito un attimo nella preparazione del piatto. Ho fatto il mio piatto, è andato tutto bene, perfetto, contentissimo, felice. L'anno dopo ho voluto rifare e ho voluto arrangiarmi anche da solo, no? E sempre facendomi dare qualche consiglio mi sono arrangiato. Sembrerà una cosa banale, però io ero partito con la mia gara, ok, 10 minuti devo fare questo, prima di servire gli ultimi 15 minuti metto il salmone in forno, so che circa 6 minuti è pronto, però anche lì sai che si cucina in 6 minuti, ma non hai ancora la manualità di toccare e di vedere se è cotto un alimento, no? Una cosa che si accumula. E che lì, una roba che può sembrare stupida, nelle prove avevo sempre messo il salmone su una placca bassa dentro il forno, il giorno della gara avevo una placca alta, il forno era piccolo, la ventola non passava bene, e insomma mi sono trovato a impiattare che avevo il salmone crudo. Però anche lì cosa ti insegna? Che hai un'esperienza, no? Lì ti ha fatto accorgere di una cosa che se avessi portato una placca bassa sarebbe venuto bene, però è un po' una cosa manuale, meccanica, no? Allora lì ti fa riflettere sulle cose, ti fa studiare ancora di più, sempre per migliorarti, e aumenti comunque di esperienza. Io ho imparato una cosa: se metto una placca alta su un forno piccolo, la ventola non passa e ci metto tempo a cucinare. Può sembrare una cosa stupida, però quel momento lì per me non lo era. Per darti un aneddoto. Dopo sicuramente per le gare serve tanta formazione, e soprattutto una cosa che adesso siamo davvero fortunati noi, che anche con il discorso dei social e quant'altro vediamo mode e tendenze che una volta non si scoprivano. Noi adesso vediamo preparazioni nuove, vediamo nuovi metodi di impiattamento, nuovi accostamenti di colori, forme e quant'altro, no? Moderne, che magari una volta non vedevano. Una volta quando andavano magari a queste manifestazioni, come potevano essere le Olimpiadi mondiali, c'era tutto il mondo, fotografavano e c'erano ogni volta novità. Noi adesso le novità le vediamo sempre in tempo reale, no? Quindi questo è il pregio dei social dedicati. Sì, è un pregio che bisogna saper sfruttare. Esatto, stavo intervenendo proprio su questo. Anche sui social le cose buone e le cose meno buone. Federica? Io ho una curiosità. Siccome prima dicevi che a Londra utilizzavi gli scarti per cucinare, di fatto, quello che mangiavate in cucina, ecco, questa cosa è una
modo di lavorare che ti è rimasto, tuttora utilizzi gli scarti. Sì. Volevo capire un po' la lotta allo spreco da parte tua. Allora, è una cosa difficile da utilizzare gli scarti, ok, inizialmente, ma secondo me perché siamo ancora inesperti, no? Noi inesperti nell'utilizzo, però non conosciamo, se tu conosci e fai le patate solo bollite per fare il purè, sicuramente non ti viene le bucce cosa le uso a fare, capito? Quindi mano a mano che anche si va avanti con il lavoro, deve essere anche comunque quella figura che può essere lo chef, il capo di partita in cucina, a insegnarti queste cose qua. E mano a mano che prendi confidenza con qualsiasi tipo di alimento, è bello perché intanto scopri cose nuove e molte volte da degli scarti partono anche piatti più buoni, cioè le cose più buone. Dopo infatti farò vedere dopo un piatto che ho portato in dimostrazione dove vado ad utilizzare degli scarti di materie prime. Io ti farei l'ultima domanda prima di passare ai fornelli o al video, adesso vediamo quei tempi. Tu parlavi appunto di prodotti, o meglio, di conoscenza delle procedure, eccetera, ma sui prodotti. Cioè, una delle cose che noi cerchiamo di fare, o meglio, che i docenti in aula cercano di fare, è proprio di trasmettere loro la passione per la ricerca del prodotto, come viene, non so, un ortaggio coltivato piuttosto che una carne lavorata, se non altro conoscendo il processo che noi chiamiamo dal campo al piatto. Ecco, come hai affrontato questo tema? Perché di prodotti ce ne sono tantissimi, dalla tradizione all'innovazione, cioè dal campo alla cucina molecolare. Ecco, passatemi sto termine. Come ti sei formato? Cioè, sei uno, per capirci, che va sul campo a vedere come viene coltivato, oppure si affida all'esperienza di altri? Ecco, come favorire questo contatto? Allora, un po' entrambe le cose, no? Sarebbe un sogno comunque andare sempre dal produttore di determinati prodotti, no? Diciamo che una cosa che ho notato, soprattutto all'inizio, che diamo un po' tutto per scontato, no? Perché la carota è la carota, il sedano è il sedano, la zucchina è la zucchina, la rucola è la rucola. Non diamo magari tanto valore alle cose, no? Perché magari può essere una cosa, carote, zucchine, sedano, ce l'ho sempre in cella, no? E io mi ricordo una cosa che da lì mi ha fatto un po' partire la lampadina su andare a scoprire come nasce un prodotto, come si trasforma, che era l'insalata di Castelfranco, no? Insalata verde con dei puntini rossi e sfumature. E mi ricordo che lì a Londra c'era la chef che era innamorata di questa insalata perché era bellissima da vedere, no? E io sinceramente non mi ero mai, siccome ce l'ho a casa, vai al fruttivendolo, la vedi tutti i giorni, non mi ero mai fermato a guardarla e dire, cavolo, effettivamente è una cosa bellissima, è un quadro della natura, che può sembrare una cosa semplice, no? E da lì ho cominciato ad apprezzare di più la materia prima. E abbiamo la fortuna che comunque il nostro territorio è un territorio ricchissimo di prodotti, no? Ed è anche importante valorizzare i prodotti del proprio territorio. In questo momento io nel mio paese ho il broccolo fiorano, non so se lo conoscete, e anche lì a volte non è facile per questione di prezzo o quant'altro, no? Dobbiamo andare anche incontro a quelle cose lì, però ci sono quelle cose, secondo me, che noi da cuochi, da promotori di territorio e della nostra cultura, che dopo prendiamo influenze da un po' dappertutto, però deve essere nel nostro territorio, dobbiamo essere i primi promotori del territorio, e quindi tante volte anche magari scendere a compromessi di prezzo, nel senso, vabbè, spendo un po' di più, però sto promuovendo una cosa che è mia, che è nostra, ok? Vado a valorizzare il mio territorio. E andando a analizzare anche i prodotti, dopo si scoprono miriadi di cose, no? E soprattutto, studiando la materia prima, vai anche a capire quali prodotti devi utilizzare nella stagione giusta. Perché siamo abituati a utilizzare qualsiasi cosa in qualsiasi giorno. E non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa e come stiamo vedendo va a cambiare anche comunque tutto un sistema climatico e va
a muovere tante cose questo. Le serre riscaldate con qualcosa, bisognerà riscaldarle, non aiuta l'ambiente. Quindi un altro messaggio è la valorizzazione dei prodotti tipici locali, al cosiddetto a chilometro zero, al di là del costo e del prezzo, e siamo in una regione che ne ha tra i prodotti veramente la più ricca d'Italia, una delle più ricche d'Italia. Figuriamoci all'estero come sono ricercati. Forse la cosa che ho apprezzato di più è stato vedere all'estero qualcuno come vedevano i prodotti. Come un quadro, pensa Sì. a te, un'opera d'arte. Ed è una cosa che non ci avevo mai fatto caso. Effettivamente, ma penso che anche tanti di voi magari non ci hanno mai riflettuto su questa cosa qua, no? Però quello mi ha proprio impressionato. Bene, bene. E allora, io farei così, se siete d'accordo, in modo da... Allora, primo lascerei presentare il progetto Life Foster a Federica. Adesso, brevemente lo conoscono, però varrebbe la pena sottolinearlo anche per vedere cosa è stato fatto. Abbiamo 2 slide. Dopodiché, finché cambiamo il setting delle telecamere che sono già puntate comunque sulla parte di preparazione, mettiamo in onda, se sei d'accordo, il tuo video e mettiamo basso un po' il volume, che così spiego velocemente. Esatto. E poi facciamo il piatto. Ok, quindi ci lasciamo con la tua realizzazione. Va bene. Prego Federica. Sì, allora brevissimamente voi siete, come dire, partner in questo progetto di ENAIP, che è un progetto dell'Unione Europea a cui voi sicuramente tutti siete stati formati negli anni scorsi e tuttora, e forse anche molti dei ragazzi che sono collegati in questo momento. Non avevo condiviso, scusa, lo schermo, perdonate. Ecco qua. Come avete sentito, noi stiamo portando avanti questo importantissimo progetto di sostenibilità ambientale, ma in realtà è una cosa che in parte in alcuni ambienti sicuramente stellati lo stanno già facendo, però dobbiamo essere i primi promotori, anche formati e sensibili a cambiare in primis le nostre abitudini. Giusto per darvi dei numeri, non siete gli unici voi studenti di Padova ad essere stati formati. Questo progetto ha coinvolto 1200 studenti che sono stati formati sia nella parte teorica che poi anche in laboratorio attraverso le misurazioni che avete fatto dello spreco. Quindi l'obiettivo, come avete capito, è quello di essere sensibili su questo tema e di sensibilizzare anche le aziende dentro le quali entrate durante lo stage. Non solo, questa è un'importante occasione anche da presentare poi nel vostro curriculum, della serie a scuola su queste tematiche ci hanno formato, siamo sensibili, non solo sensibili ma anche preparati. Per cui vi invito veramente poi nei prossimi giorni sottoscriveremo anche un manifesto di impegno personale, di promozione rispetto a queste tematiche, ve ne parleremo ovviamente nei prossimi giorni, ma proprio l'obiettivo è cercare di salvare questo pianeta e quindi il progetto Life Foster è importante per noi per questo. Insomma, è un po' un elemento distintivo di ENAIP a cui teniamo particolarmente insieme anche alla FIC. Per cui adesso lascio lo chef al lavoro. Non so se tutti avete partecipato, giusto? Non sbaglio su questa cosa, vero ragazzi? Tutti siete stati formati dal professor Saretto in questo caso. Ok. Va bene. Bene, anche gli altri colleghi nelle altre sedi hanno avuto modo di conoscere questo progetto, magari non tutti, ma adesso siamo impegnati anche nella seconda fase di questo progetto che si è evoluto e siamo molto contenti perché stiamo vedendo che la partecipazione è importante, ma anche che ha impatto concreto all'interno già delle nostre aule e poi speriamo naturalmente che loro diventino degli ambasciatori della lotta contro lo spreco nei ristoranti, nei locali dove andranno. Perché quello che adesso dovremo vedere sono le Olimpiadi della cucina, che avvengono ogni 4 anni, proprio come nel calcio, e sono presenti 34 nazioni da tutto il mondo. Queste sono state svolte a febbraio del 2020. E cosa consiste? Consiste in 2 gare che vengono chiamate cucina calda. Una volta c'era cucina calda e cucina fredda. La cucina calda si tratta proprio di un vero e proprio servizio come da ristorante. Bisogna in 6 persone
e nel momento del servizio una persona si stacca che va a fare lo chef al pass, bisogna fare un servizio da ristorante per 110 persone, nel quale bisogna presentare un menù di 3 portate, quindi uno starter, una main course e un dessert. Questo è un po' il menù internazionale, noi siamo abituati a antipasto, primo, secondo, a livello internazionale c'è proprio lo starter, main course e dessert. E delle pietanze preparate in 5 ore per 110 persone e dopo c'è il momento del servizio come un vero ristorante, tavolo da 4, tavolo da 2, tavolo da 3. E la cosa bella è che all'interno di questa manifestazione anche tutte le persone che partecipano possono comprare il menù di una nazione e assaggiare anche il menù di nazioni diverse. L'altra gara invece una volta era tavolo freddo, che consiste nella preparazione di pietanze da buffet, quindi con terrine e quant'altro, dove sono piatti dove c'è un sacco di ricerca sotto, a livello estetico bellissimi, ma il problema era che erano piatti che venivano preparati, gelatinati per l'esposizione, perché dovevano rimanere esposti per ore all'interno della fiera, ma che poi andavano buttati nel bidone. Quindi per combattere anche qua lo spreco alimentare si è voluto cambiare la competizione e adesso si chiama Chef Table, che consiste come prima stessa squadra che devono preparare però un menù per 12 persone, come in un ristorante stellato. Quindi si parte dai finger food al piatto vegano, che adesso sta andando molto in voga nelle competizioni la cucina vegana, dopo un piatto festivo, e quindi sarà un vassoio con 3 tipologie di pesci con 3 guarnizioni vicino, e la main course, i petit four e il dessert. Qua adesso, se vuoi far partire, vedete un po' come funziona le Olimpiadi, sono proprio come quelle sportive che si parte con la presentazione delle Olimpiadi, la sfilata delle varie squadre e l'accensione della fiaccola olimpica. Questi risultati sono stati anni d'oro, devo dire, tra calcio. Quest'anno, in questa ultima competizione, è stato raggiunto un traguardo che non è mai successo nella storia.
Adesso vi spiego un attimo, può sembrare strano, però l'Italia non è tra i team più forti al mondo, ma per un discorso che ci sono, noi lo facciamo per passione questa cosa, non siamo pagati per farlo, abbiamo un rimborso spese per trasporto e utilizzo di materie prime, però è un po' più una cosa che sentiamo noi dentro, e fare questa cosa qua è proprio una nostra passione, mentre magari ci sono altri team che altre nazioni che non hanno una cultura culinaria tanto acclamata nel mondo, e quindi qui lo Stato che interviene finanziando appunto le competizioni. Quindi sono squadre che è il loro lavoro far parte del mondo delle competizioni. Dei professionisti, insomma. Quindi anche è un po' difficile, però stiamo lavorando molto e stiamo raggiungendo ottimi risultati. Infatti abbiamo vinto la medaglia d'oro nella competizione del caldo. E come funziona? Se raggiungi un punteggio da 90 a 100 vinci la medaglia d'oro. Se raggiungi il punteggio da 80-90 argento e 70-80 la medaglia di bronzo. Dopodiché c'è una classifica, c'è una medaglia d'oro chi la prende a 90 punti e chi la prende a 98-99. E noi in questo caso, oltre ad essere stata la prima volta che abbiamo vinto la medaglia d'oro, siamo arrivati anche terzi al mondo in questa competizione, nella categoria della cucina calda. Quindi è stato un traguardo storico e anche una cosa che è significativa, perché fa capire che l'Italia c'è, comunque sta crescendo e vuole arrivare sul gradino più alto del podio. Un giorno magari vedremo voi anche voi sul gradino più alto, no? Giusto? Magari. Prego, se vuoi accomodarti, e ai ragazzi che sono qui, allora cercate magari di orientarvi, non possiamo spostarvi per le regole Covid, però cercate di orientarvi magari più verso... Io volevo aggiungere una cosa. Scusate, Walter Crema Sì. voleva aggiungere una cosa. Volevo aggiungere che anche in Veneto abbiamo fatto la selezione del miglior allievo, e un vostro compagno dell'ENAIP di Rovigo ci rappresenterà come miglior allievo del Veneto nella competizione nazionale a marzo, che si terrà a Rimini. Di conseguenza, diciamo, ci sono tanti allievi, dobbiamo per forza sceglierne uno, ma abbiamo fatto tanta fatica a decretare il migliore, che poi magari non è neanche forse il migliore, ma speriamo di fare una bella figura come Veneto, ecco. Sì, beh, senz'altro. Tra l'altro lo stiamo seguendo questo ragazzo, perché so che anche qui ci sono dei fans, e naturalmente non possiamo che fargli gli auguri, perché per noi è molto importante esserci con il nostro studente. Roberta? Aspetta un attimo. Abbiamo partecipato al vostro concorso. Ecco. Insomma, c'è stata nell'ultimo periodo, in particolare grazie anche ai formatori che io ringrazio, sono collegati anche da remoto, oltre che presenti qua, tra l'altro anche il professor Saretto, che ricordo che doveva essere qui con noi, ma temporaneamente ci sta seguendo in remoto, e dobbiamo molto anche a loro, perché stanno proprio instillando ai ragazzi questa passione della gara e ottenendo anche dei risultati. Quindi ecco, grazie delle opportunità che ci date, perché insomma se non ci foste voi non ci sarebbero neanche queste gare, diciamo. Grazie a voi, grazie a voi. Adesso state, buon lavoro. Allora, se quelli che seguono in cucina, intanto possiamo mettere su una pentola con dell'acqua a bollire. Allora, ho deciso di portare un piatto molto semplice, un finger food, quindi un cicchetto veneto, come lo vogliamo chiamare. Allora, si tratta quindi di un uovo di quaglia, anche qua, come parlavamo prima della rete, è un altro prodotto che solo a vederlo è molto bello, perché è molto particolare. E lo andiamo a fare, quindi andiamo a fare un crostino di pane, andiamo a fare una cipolla rossa in saor, il nostro uovo di quaglia, che dopo andremo a lavorare, e togliendo il tuorlo andiamo ad aggiungere una maionese, delle acciughe, e andiamo a ricomporlo, e dopo lo presenteremo con una cialda. Allora, abbiamo messo su una pentola di acqua a bollire, appena bolle andiamo a cucinare le nostre uova. Le uova di quaglia, come tutte le uova, sono versatili in 1000 modi, possiamo fare 1000 preparazioni.
anche questo piatto può avere svariate come si può dire, varianti. In questo caso vado a fare un uovo sodo, quindi mettiamo all'interno le uova appena bolle l'acqua e le andiamo a cucinare per 3 minuti. Faccio partire il timer e tagliamo un po' di bene. Un po' di cipolla rossa e andiamo a cucinare per 3 minuti. E anche qua, in questo caso lo vado a fare sodo, ma possiamo farlo anche all'occhio di bue, molto semplicemente andando a utilizzare magari degli stampi in silpat a forma di disco. Andiamo a aprire il nostro uovo all'interno, 2 minuti di cottura in forno e abbiamo il nostro occhio di bue perfetto. Oppure possiamo andarlo anche a fare in camicia, quindi classica acqua con dell'aceto, andiamo a fare il mulinello classico. E la roba interessante anche che, sapete, no, quando si fa l'uovo in camicia, no? Si prende un uovo alla volta con una ciotolina, con una tazzina, lo mettiamo all'interno del mulinello dell'acqua. Con le uova di quaglia invece una cosa che non pensavo neanche io, però le possiamo aprire 10 uova anche contemporaneamente all'interno di uno stesso contenitore, andarle a versare all'interno dell'acqua e avremo 10 uova perfette in camicia. Dopo sempre buona cosa raffreddarle dopo 1 minuto di cottura e magari con una forbicina darle un attimo a ritagliare per avere questo effetto rotondo. Allora, dopo abbiamo, i piatti sono questi qua, quindi finché le uova vanno abbiamo preparato una cipolla rossa che l'abbiamo tagliata julienne, e nel quale andremo a cucinarla in modo classico veneto di Saor. E io in questo caso non ho portato un aceto, no? Si può utilizzare l'aceto di vino bianco classico, oppure in alternativa una cosa che sto scoprendo molto e mi piace utilizzare è l'aceto di riso. Vado a prendere un prodotto che non è italiano veneto, però è un prodotto che è il classico aceto che si utilizza per il sushi, che ha una nota meno acida e aggressiva rispetto all'aceto di vino bianco classico, ed è a parere mio un po' più piacevole per determinate preparazioni, anche il condimento di insalate e quant'altro. Quindi aspettiamo un attimo che si cucinano le uova, manca 1 minuto, dopodiché andremo a cucinare quindi la cipolla nell'aceto con una foglia d'alloro. Anche qua in tutte le preparazioni bisogna sempre dare un po' un carattere ai prodotti, quindi è importante, sì, cucino la cipolla, però dargli anche sempre un tono, no? Abbiamo un sacco di erbe, un sacco di spezie da utilizzare, potremmo andare a utilizzare anche magari del ginepro, in questo caso vado ad utilizzare l'alloro, ed è sempre importante quindi il prodotto esaltarlo accompagnandolo con qualcosa che ci si abbina bene. Allora vediamo che ci siamo quasi 10 secondi, prendiamo questo qua, un contenitore dove mettiamo le uova. Molto delicato. Dopo, se tiro su, per concludere il piatto vi farò vedere una tecnica che probabilmente voi la conoscete, vi do anche qualche nozione per qualche variante. Andremo a fare, non so se avete mai visto degli stampi del genere, fogliolina. Qualcuno di voi ha già visto, sono degli stampi che adesso si utilizzano, che si utilizzano in cucina, che ti permettono di creare delle cialde e di andare a fare preparazioni un po' più particolari. Che prendiamo le uova, metto sulla padella con la mia cipolla. Vediamo. Ok, media, un goccio di olio. Allora, andiamo a mettere la nostra cipollina. Mettiamo solo una parte. Anche qua è importante padella, olio. Andiamo a fare una prima rosolatura leggera iniziale, dove andiamo subito a condire la cipolla. Un'altra cosa che è molto importante in cucina è il sale. Sembra banale, però bisogna condire tutto. E non è solo la pasta che bisogna avere l'acqua salata per cucinarla, ma anche la semplice carota e il semplice broccolo.
Partire subito col condimento è molto fondamentale perché andiamo subito a insaporire il prodotto, mentre se ci dimentichiamo e lo mettiamo dopo si sente comunque in qualsiasi preparazione quando si viene aggiunto successivamente il sale. Comunque vi dicevo, intanto facciamo rosolare la cipolla, un po' di sale, l'ho messo qua. Allora, pizzico di sale, aspettiamo un attimo che si appassisca e dopo andiamo ad incorporare l'aceto e la foglia dell'oro. Intanto, possiamo mettere la cipolla, la mettiamo qua intanto, qua, e possiamo tagliare i filetti di acciuga. Tanto sì che la cipolla si appassisce, prepariamo l'inserto della maionese, quindi andiamo a spettare dei filetti di acciuga. Comunque vi dicevo di questi stampi, sono delle decorazioni che vengono utilizzate molto in cucina e adesso si trovano anche di svariate misure, di forme e quant'altro, e si utilizza molto anche per la pasticceria per fare delle forme particolari di dolci. E queste qua invece adesso, quelle a forma di foglie, di rametti, sono tutti elementi che di solito richiamano la natura e li utilizziamo per fare una cialda. Semplicemente andando a mescolare insieme del parmigiano, del burro e del bianco d'uovo e della farina in parti uguali, quindi 100 grammi, 100 grammi, 100 grammi. Andiamo a frullarle tutte quante insieme, otteniamo questo composto liscio, il quale dopo io andrò leggermente a colorarlo, in questo caso ho utilizzato della paprika, ma anche qua, come abbiamo parlato prima, per quanto riguarda lo spreco alimentare, possiamo utilizzare qualsiasi tipo di vegetale che avanziamo, come possono essere i rametti del prezzemolo o le bucce del pomodoro, andando a seccare questa parte qua, la frulliamo, teniamo una polvere, che è un colorante naturale alimentare al 100%. Stiamo facendo appassire la cipolla, quindi ho aggiunto l'aceto, ci mettiamo una fogliolina dell'oro, la cipolla l'abbiamo già salata, facciamo cucinare un po' la cipolla. Intanto, se non ci aspettiamo, cominciamo a pelare le uova. Abbiamo la preparazione delle uova. Finché la cipolla va a fuoco lento, ricordiamoci sempre mai lasciare mestoli e quant'altro all'interno di una pentola perché uno non è bello da vedere, poi i mestoli, soprattutto quelli legni in plastica, si rovinano e non c'è bisogno di lasciarli perché non lasciano nessun sapore, quindi tiriamo sempre via. Andiamo a prendere intanto una ciotolina, abbiamo i nostri filetti di acciuga leggermente frittati, andiamo a mettere all'interno della ciotola. Andiamo a utilizzare un po' di maionese intanto, finché aspettiamo i tuorli dell'uovo e andiamo a incorporare la maionese con i filetti di acciuga. Se ci sono domande nel frattempo, senza problemi, sto andando un po' veloce anche per tempistiche, però qualsiasi cosa chiedi pure. Sì, anche da remoto, anche per coloro che sono collegati, se avete delle domande vi apriamo anche il microfono, basta che ce lo segnaliate in chat. Grazie. Allora, vediamo le uova. Quindi abbiamo, ricapitolando, cotto le uova 3 minuti. Adesso le stiamo cucinando. Abbiamo messo sulla cipolla rossa in saore con un po' di alloro. Ho preparato la maionese con le acciughe, e qua adesso ci vado ad aggiungere anche i tuorli dell'uovo. Quindi molto semplicemente tagliamo a metà. Qua ne avevo uno già pronto, utilizzo anche questo. Tagliamo a metà l'uovo. Andiamo a prendere il tuorlo e andiamo a mettere all'interno della maionese. Mi basta un altro, ragazzi, posso dire. Togliamo il tuorlo. Se volete intanto può cominciare a mettere tutti questi ingredienti qua all'interno del cutter.
Allora, tiriamo via tutto il tuorlo, lo mettiamo all'interno della ciotola. Quindi andiamo a incorporare un po' di uovi con la maionese. Ci andiamo ad aggiungere anche un po' di pepe nero. Sì, grana, farina, burro e albume in parti uguali all'interno dello stesso contenitore. Ok, dopo andiamo a preparare un cornetto che vediamo se... Sì, no, quello che farlo vedere. Eccolo qua, sì, perfetto. Mi ho portato un cornetto che penso che a scuola avranno insegnato a fare. Adesso vi faccio vedere. Questo qua è come una sac à poche, no? Quando abbiamo una sac à poche, oppure quando andiamo a fare delle operazioni di cioccolato, dobbiamo scrivere anche sul cioccolato una torta, o vogliamo fare cose magari un po' più precise, se non abbiamo le punte apposite per il sac à poche, possiamo crearcelo noi. Ok, molto semplicemente andiamo a tagliare un quadrato di carta da forno, dopo lo tagliamo a metà, andiamo ad unire l'estremità più lunga a quella più corta. Voilà. Qua andiamo a chiudere il nostro cornetto. Abbiamo già un cono. Qui stringiamo leggermente, abbiamo la nostra punta e dopo andiamo a chiudere il nostro cornetto. Ok? E qua dopo basta solo tirare un attimo su per stringere di più. Qui abbiamo come una sac à poche chiusa in questo caso, andiamo solo leggermente a tagliare se vogliamo fare una cosa fine con il cioccolato. In questo caso noi ci serve una cosa un po' più spessa, quindi andiamo a tagliare un po' di più. L'avete mai fatto? Allora. Guardate qualcosa di nuovo. Allora, ora ci siamo qua. Questo abbiamo fatto tutto? Perfetto. Allora, come ho detto, parmigiano, farina, burro e albume in parti uguali all'interno dello stesso contenitore. Chiudi pure. Ci mettiamo con la spina qua che lo sfogliamo allora. Allora, andiamo a prendere il nostro composto e lo mettiamo all'interno della sac à poche. Allora, un po' di ordine. Via. Le nostre uova. Ok, ci siamo. Mettiamo la nostra carta. Perfetto. Quindi così. Andiamo a preparare il nostro piatto. Mettiamo dei crostini di pane, in questo caso il pane per mezzini. Possiamo utilizzare una focaccia o anche dei ritagli di pane. E andiamo a tostare leggermente in padella con un po' di olio extravergine. Devo mettere la base del pane croccante. Ancora buono, sì. E poi dopo la appoggio qua. Andiamo a metterci la nostra cipolla e uovo. Sulla base del piatto, andando a ricreare un po' un nido. Perfetto. Allora adesso si vede un attimo questo qua al volo. Come vedete è molto stato frullato bene, molto omogeneo. E questa base qua adesso la possiamo anche, se vogliamo, andare a colorare come dicevamo prima. Quindi ne rimuovo un po', una parte. E in questo caso ci vado a mettere un po' di paprika per colorarla. Ci mettiamo un po' di polvere di paprika. Questa va bene paprika dolce, quindi
non andiamo a mettere niente di croccante, di piccante all'interno del piatto. Vediamo ancora. Quindi andiamo a mettere la nostra cipolla nero a base del piatto. Questo poi è adesso stiamo facendo un classico bocconcino veneto. Okay. Sì, adesso. Questo classico bocconcino veneto, ma come tutti i finger food dopo li possiamo anche trasformare in un vero piatto antipasto. Ci mettiamo qua. Andiamo a metterci le nostre uova all'interno, i nostri albumi cotti. Con la nostra saccaposcia ripieno di tuorlo, acciughe e maionese andiamo a riempire. Benissimo. Molto importante che mettete il sacco nelle uova è sempre un po' di pepe. Allora, fatto? Perfetto. Abbiamo ottenuto il nostro composto che adesso è leggermente sul rosso. Molto semplicemente andiamo a stenderlo nei nostri stampi. Non capisco se sta nel forno, quindi mettere il testo. Lo andiamo a stendere molto semplicemente il nostro impasto. Ne devo mettere qua che c'è. No, era meglio di là. Ah, meglio di là? Sì. Qua? Dove? Siamo qua. Andiamo a stendere il nostro impasto. Allora, in questo caso andiamo a fare una tuile, una decorazione salata, ma possiamo anche prepararle dolci, sempre utilizzando queste tipologie di stampi. Un'altra ricetta molto semplice per prepararle magari dolci è sempre l'utilizzo di bianco d'uovo, sempre tutto in parti uguali, bianco d'uovo montato, e nel quale andiamo ad aggiungere la stessa quantità di bianco di zucchero, quindi montiamo insieme il bianco d'uovo con lo zucchero, dopodiché aggiungiamo del burro fuso, leggermente fuso, e la farina. Amalgamiamo tutto questo impasto, lo andiamo a stendere su questi tappettini, però la differenza è che è meglio se lo andiamo a cucinare all'interno di un forno normale rispetto che un forno a microonde. In questo caso basta metterli all'interno del forno a microonde. Mettiamo nel forno a microonde alla massima potenza per circa 30 secondi. Se lo facciamo stare. Vediamo. 30 secondi, dopo quando andremo a toglierla sarà molto molliccia. È come una classica ciada di parmigiano fatta al microonde, no? Quindi all'inizio sarà un attimo morbida, la tiriamo via, aspettiamo 2 secondi che si asciuga bene, che diventerà bella croccante. Domande? Tutto... Siete? Sì. Avete scritto la ricetta sul telefono? Sì. Ho voluto fare un piatto molto semplice per poterlo fare una dimostrazione qua. Dopo andremo a il prossimo piatto andremo a fare ci vuole ancora 10 secondi e andrò a impiattare spiegandovi passaggio per passaggio molto velocemente un piatto, la main course che ho portato alle Olimpiadi di cucina. E lì ci saranno un po' più di lavorazioni, però come vedrete sono tutte forme molto semplici.
c'è tanto studio sotto, sia a livello di gusto ma anche a livello di logistica, perché è una gara per 110 persone. Ok? E voilà. Come potete vedere, sto dal microonde. Mettiamo, lo faccio tagliare. Bisogna rimuoverle subito finché sono ancora morbide, perché dopo da croccanti si... E queste possono essere anche delle chips da utilizzare, di parmigiano. Un'altra cosa molto carina, esistono anche di varie misure, possiamo anche crearcele in qualche modo, magari utilizzando i fogli di acetato. Andiamo a disegnare una foglia, una forma che troviamo, basta anche stamparla da internet, con fogli di acetato andiamo a ricavarla e magari mettiamo 2 o 3 fogli di acetato attaccati insieme, andiamo a stendere questo impasto su una teglia e dopo lo cuciniamo in forno. Comunque sono stampi che adesso si trovano molto spesso in commercio. Un'altra cosa molto carina è anche magari andare a fare una specie di cracker tra i due. E voilà. Una cosa molto semplice che è realizzabile in 2 secondi e che può essere anche comunque un'idea carina. Allora, certo, è questa del... Allora, sarà bello. Mettiamo tutto sotto il tavolo, dopo sistemiamo. Che vino servireste? Bello secco, Vado a sentire il quarto anno di sala. Allora, qua ho già preparato tutto da casa, anche perché ci sono preparazioni un po' più lunghe. Adesso rigenero qualcosina. Allora, come dicevo, nella competizione da 110 bisogna anche ragionare un po' come se fosse un ristorante, no? Quindi non si possono fare cose che sono impossibili, bisogna anche razionalizzare i lavori con i tempi di gara, perché si tratta sempre di una gara. E cosa molto fondamentale, sia nel mondo delle competizioni che nel mondo della ristorazione, è avere uno standard qualitativo. Quindi la prima persona che viene a mangiare alle 6 di martedì deve mangiare lo stesso filetto con lo stesso contorno dell'ultima persona che lo mangia la domenica sera alle 10:30. Quindi bisogna cercare, studiare, aggiornarsi per riuscire a raggiungere uno standard qualitativo per tutti. Allora, guardate voi, si scioglie al massimo, no? Allora, partiamo con la base del piatto, che è... Allora, andiamo a fare una purea di carote, in questo caso è una purea di carote aromatizzata e fatta in modo classico, quindi acqua bollente, carote, dentro, acqua salata ovviamente, aromatizzata con dello zenzero e del cinepro nel momento in cui andiamo a frullarla. Quindi un gusto molto agrumato. Importante anche nella preparazione delle puree che siano belle lisce, senza impurità all'interno. Sciolto? Un attimo solo. Allora, partiamo con il pezzo principale di carne. Mi prendo il tagliere. Quindi ho detto, purè di carote, le andiamo a mettere a cerchio sul piatto, dopo vi spiegherò il perché.
Il pezzo principale che noi abbiamo utilizzato era una lonza di vitello, quindi una carne che ci dava la possibilità, una volta parata, di avere una grande quantità di porzioni in un pezzo unico e anche porzioni tutte uguali. Noi siamo andati a cucinarla in questo modo qua, quindi una volta parata e pulita la carne, siamo andati a metterli all'interno di una terrina in acciaio, siamo andati a pressarla con la pellicola in modo che prendesse una forma rettangolare. L'abbiamo cotta per un paio d'ore a 52 gradi. Anche qua abbiamo utilizzato, sempre meglio su alcuni tipi di carne, magari utilizzare una cottura espressa rispetto a una cottura sottovuoto o lunga. In questo caso era un discorso per intenerire di più la carne e anche e soprattutto per avere una cottura omogenea dappertutto. Siamo andati dopo a rosolarla in padella con un po' di olio di burro. La particolarità di questa carne è che nel momento in cui siamo andati a cucinarla a vapore è stata aromatizzata con un burro fatto di timo, aglio nero, che è un aglio simile all'aglio normale, però non ha questo gusto, un gusto un po' più dolce e meno aggressivo, del timo limonato e del pepe affumicato, che è un pepe che dà un po' questa tostatura, che ricorda un po' anche il gusto della carne alla brace. Quindi siamo andati a fare il nostro filetto rosolato, dopo andiamo a tagliare un bel trancio regolare, che andiamo a disporre sul nostro piatto. Per accompagnare la carne, essendo la carne di vitello anche una carne molto morbida quando andiamo a mangiarla, siamo andati a impreziosirla con un crumble. Un crumble fatto di panko, un po' di paprika, un po' di timo e abbiamo messo anche una puntina di pepe di Sichuan, che è un pepe asiatico che ha questa punta un po' agrumata che ti pizzica anche un po' in bocca. È una cosa anche che aiuta molto la salivazione della bocca, è anche una spezia che proprio ti crea la sensazione di acquolina in bocca. Quindi il nostro pezzo di carne siamo andati ad aggiungergli questo crumble per dargli una parte più aromatica, ma soprattutto una parte croccante. E voilà. Dopo, come dicevamo, sprechi nelle competizioni sono molto molto severi con il discorso di spreco alimentare e quindi tutti i ritagli del vitello siamo andati a riutilizzarli e ovviamente abbiamo tirato via le parti un po' più grasse e quelle un po' più nervose, siamo andati a rosolarle per rinfrescare il fondo di cottura. Mentre tutte le parti di carne ancora buone, che però non ci davano una mano per avere una forma regolare, siamo andati a frullarle con un po' di panna e un po' di fondo di cipolla, che in francese si chiama, siamo andati a preparare una mousseline, quindi una farcia montata, fatta con albume d'uovo, una proteina che può essere di carne o di pesce, in questo caso di tagli di vitello, e della panna, quindi proprio questa farcia montata. E siamo andati, quindi abbiamo ricreato questa farcia e siamo andati a insaporire all'interno con del foie gras, abbiamo messo dei cubetti di foie gras, siamo andati a guarnire il foie gras con un po' di marsala, per dargli anche un po' questo gusto sempre più aromatico, dei funghi e del tartufo. Quindi con tutti i ritagli siamo andati a fare una cosa che penso che sia anche quella più buona del piatto, perché abbiamo utilizzato ingredienti super eccellenti con un riutilizzo dei nostri scarti di lavorazione. E voilà. Dopodiché siamo andati a preparare un sedano rapa, anche questo qua, cotto molto semplicemente, intero com'è, abbiamo cercato di lavorarlo un po' per fare una forma di palla, no? Nel momento in cui siamo andati a pelarlo. Con un po' di stagnola abbiamo cotto in forno a 150 gradi per circa una quarantina di minuti. La sua particolarità era come siamo andati a condirlo. E anche qua è bello avere colleghi da tutta Italia perché vengono sempre fuori delle cose nuove. È andato questo ragazzo che lavorava in partita con me a prendere la resina dei pini, quindi proprio quando il pino lacrima, la resina, è andato a
scioglierla con dell'acqua in padella. Una volta sciolta l'ha fatta tipo caramellare, quindi l'ha fatta raffreddare e ottenerà queste chips di zucchero. Con l'inserimento di ginepro è andato a frullare questa resina, e quindi che ha questo gusto molto caramellato con il ginepro fresco, e abbiamo ottenuto una polvere con la quale siamo andati a condire il nostro sedano rapa. Anche qua, preparazione molto semplice. Abbiamo anche qua uno standard, siamo andati molto alla ricerca del gusto, di come preziosire bene la nostra ricetta. Quindi andiamo a prendere il nostro sedano rapa. Andiamo a mettere qua sul nostro piatto. Dopodiché, anche qua, altra ricetta molto ma molto semplice, uno scalogno cotto nel vino, quindi abbiamo messo una percentuale di vino in una pentola dove abbiamo cotto gli scalogni, siamo andati ad aggiungere ovviamente del sale e circa un 15% del liquido di zucchero e facciamo cucinare bene gli scalogni. Verso fine cottura, quando gli scalogni sono cotti, li tiriamo via dal liquido, facciamo ridurre bene questo liquido e andiamo ad aggiungerci magari un cucchiaio di miele per creare un po' più di glassa. E come ultimo tocco finale, siccome magari risulta una cosa anche troppo dolce, per dargli un po' una spinta leggera, siamo andati ad aggiungere un po' di aceto di lampone per tirare fuori un po' anche. Quindi adesso è fredda, sto cercando di lasciarlo un secondo nel vino per fare del colore. E quindi andiamo a mettere la nostra cipolla. Adesso la nostra ferma. Ok. Dopo una preparazione che è stata voluto portarla in questo piatto, che è stata la prima. Andiamo da questa? No. È stata uno dei primi lavori che ho imparato in Inghilterra, in questo ristorante. È una patata fondente. Patata fondente significa una patata completamente cotta nel burro. Quindi il burro è formato per la maggior parte, oltre ai grassi eccetera, è formato anche da acqua. Quindi cosa succede? Noi andiamo a mettere in una pentola del burro a sciogliere e andiamo a mettere delle patate. In questo caso ho fatto una forma cilindrica, molto semplice, con coppa pasta. Andiamo a cucinare le patate, quindi avremo inizialmente una cottura molto leggera ma quasi bollita, no? Andiamo a bollirle nel burro. Mano a mano che l'acqua evapora, ma avete mai visto quando il burro diventa nocciola, no? Quel marroncino, e c'è anche quel gusto che è molto piacevole di nocciola. Mano a mano che l'acqua evapora, comincia, tra virgolette, a friggere la patata, comincia ad assumere questo colore marroncino di tostato, ed è lì che noi dobbiamo fermarci, perché noi non la vogliamo fritta, la vogliamo fondente, quindi proprio una cosa deve essere morbida, golosa. Andiamo ad aggiungere dell'altro burro, e quando andiamo ad aggiungere il burro comincerà a fare tutta una schiuma, no? Andrà a coccolare la patata e andiamo avanti a cucinarla così finché non sarà cotta. Le calorie del piatto. Eh sì, questo è un po' di calorie sicuramente, però è una cosa molto buona. Dopo ovviamente andare a preziosire con del timo, con dell'aglio, con del rosmarino. Quindi andiamo a mettere la nostra patata all'interno del piatto. Adesso qua si è promosso tutto, non importa. Per accompagnare la patata siamo andati a fare siccome è una cosa molto grassa, siamo andati a fare una specie di panna acida, un po' di yogurt, aglio e una crema di parmigiano. E andiamo a accompagnare la nostra patata. Ci siamo quasi. Parte più importante di una main course e comunque anche una delle parti più importanti per qualsiasi piatto. A me piace una cucina molto semplice ma ricca di gusto, no? Di cose golose. La cosa più buona di una carne è andare ad estrarre con tutti i ritagli, con tutte le ossa, il succo, no? Quindi andare a creare un bel fondo. E quindi con l'utilizzo della purè di carote abbiamo creato un bel contenitore nel quale andiamo ad aggiungere il nostro fondo di cottura in abbondanza.
in modo che nel momento della degustazione possiamo andare a... Esatto, serve come contenitore del fondo. Fondo che vedrete molto lucido perché viene passato più di una volta con l'etamina, no? Quindi con una maglia molto molto fina, in modo che sia proprio limpido e lucido. Mancherebbe solo un germoglio verde, in questo caso possiamo metterci anche una bella sardina qua. Se lo puoi tirare un po' più su. Sì, adesso tiro su. Perché... Ecco, perfetto. Perché... Come vedete sono tutte forme molto semplici, perché cioè, se è una rapa che non sia una rapa, la patata che è una patata, lo scalogno che è uno scalogno, e la carne che è la carne, tutta roba. No, nel senso, non c'è stata una trasformazione di farce e quant'altro. Una lavorazione molto semplice, ma trovando la cottura perfetta, l'abbinamento perfetto, e abbiamo puntato molto sul gusto, quella è la cosa più importante di un piatto. Grazie. Un applauso perché veramente... Adesso, prima di